Si parte con chi? Con Alessia di questo bel libro Il leone alato. Siamo quasi alla fine, vedremo se riuscirò a finirlo per sabato. Io ce la metto tutta, ma come sapete delle volte non riesco proprio a leggerlo, ma questa mattina voglio leggerlo perché è molto bella questa storia. Alessia era stata ad ascoltarlo con attenzione. Effettivamente quel castello l'aveva colpita parecchio, ma quel che l'aveva colpita di più era quel ragazzo di poche parole che con lei diventava loquace senza accorgersene. Non c'era forzatura o sforzo, era così che gli succedeva. Alessia provò una felicità sconosciuta fino a quel momento. Davvero ne era valsa la pena di andare fin là. Avvertire tutta quella imponenza, però gli spazi erano così dispersivi ed era così affollato di visitatori da far sentire ai due la voglia di rientrare. La cena assieme alla famiglia di lui in semplicità. Fu un incontro sicuramente molto formale, del tutto simile come lei si sarebbe aspettata e al quale era preparata. Si sono ritrovati dopo un paio di mesi dal loro primo incontro a 800 km di distanza in un posto totalmente diverso, con un clima meteo totalmente diverso, ma loro due no. Tra loro si era creata immediatamente quella chimica e quella voglia di stare insieme, che era più forte della distanza. Tuttavia, un giorno avvenne un fatto che nel giro di pochi minuti mise in crisi Leon, al punto da non volerlo nemmeno dire ad Alessia, la quale gli scrisse: «Sento che c'è qualcosa di strano, ti chiedo di dirmi cosa sta succedendo». In effetti era pronta ad affrontare qualsiasi novità avversa. Era tutto così bello, qualcosa doveva pure esserci a rovinare tutto. Alessia era piombata in una crisi che la riportava a provare sensazioni che aveva sperato di non dover vivere mai più. Leon, appena letto il messaggio, capì che doveva parlare immediatamente e così, durante il break di mezzogiorno, digitò il suo numero e le spiegò cosa era successo. Le disse che era stato convocato. La proprietà gli aveva manifestato apprezzamento e riconoscimento delle sue capacità e quindi l'esigenza immediata di inviarlo in Polonia a rappresentare i figli proprietari dell'azienda per un periodo non quantificabile, ma certamente non breve. Questo avrebbe determinato l'impossibilità di vedersi perché i collegamenti tra l'aeroporto Marco Polo di Venezia, ma perfino con Milano e Linate, risultavano complicati. Il silenzio di Alessia indicava chiaramente come anche lei, dopo di lui, avesse accusato il colpo. Era una doccia fredda che si stava riversando su quel loro amore crescente, quasi a volerlo reprimere. «Prendiamoci del tempo per riflettere», gli aveva risposto Alessia, suscitando in lui la sensazione che stesse considerando di voler prendere le distanze. Egli rivolse la sua preghiera a Dio, un monologo che egli immaginava spesso come dialogo. In quell'occasione chiese scusa di essere più ingegnere che credente, in cerca di un perché e di una risposta pratica. Si scusò per i suoi limiti nel capire e nell'accettare. Avvertì di rimando ed essere stato ascoltato, in qualche modo capito e accolto. Non era poca cosa e anzi sentiva di averne grande bisogno. Leon sentiva avvicinarsi con grande velocità il momento di trovarsi senza la ragazza che amava convintamente e dover fare le valigie per andare a vivere in un centro industriale della Polonia. La sua guida umorale fino a subire una brusca sferzata verso il piccolo aeroclub dove Patrick di lì a poco sarebbe arrivato molto emozionato, condotto in auto da sua sorella maggiore. La promessa di venire portato in volo da Leon stava per compiersi. Si trattava di un aeroplano piuttosto ala alta, l'unico che permettesse di farlo salire a bordo. In quattro issarlo lentamente dalla carrozzina all'abitacolo, in un clima di giovialità e festosità che facevano bene al passeggero ma strideva con l'umore del pilota. Dopo aver illustrato all'amico i comandi e la procedura che li avrebbe di lì a poco portati in testata pista, pronti al decollo, Leon si divertì a spiare l'espressione soddisfatta di Patrick per tutta la durata del volo. Finalmente da là sopra erano divenuti uguali le loro sensazioni di libertà e felicità. Attenzione, adesso si vedrà se hai seguito le mie indicazioni di non mangiare troppo. Oggi mezzo tonè da una parte e poi se passi il test anche dall'altra. Neppure il tempo di rispondere, Patrick si sentì come risucchiare e vide il cielo passare in pochi secondi da sopra a sotto, sentendosi leggero, e mise un grido incontenibile.
La felicità di Patri era proprio quella che ci voleva per Leon. Anche la sua vita si trovava a compiere un lopping e decise che lui avrebbe eseguito quella manovra. Come andava fatto? Mantenendo il controllo e la consapevolezza. Brava Francesca che sta mandando le immagini del libro, la nostra regista è una donna, questa mattina abbiamo una donna in regia, mi fa piacere, salutiamo un po' alla volta, vedete che ce la facciamo ad andare avanti un pochino alla volta, ma quando uno è bravo merita anche di essere aiutato. Cosa dice? Lo chiedo al mio ospite graditissimo, che è il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato. Allora, sindaco, intanto grazie. Buongiorno. Ecco, ho letto questo libro perché penso che dobbiamo fare un passo indietro, rallentarci, leggere qualche bel libro che insegna sempre qualcosa. Questo ha dei valori incredibili, parla di nonni, parla di diversamente agili, parla della voglia di arrivare, di esserci, di questa genialità che abbiamo nei tanti giovani, ma non riusciamo a capirli, non riusciamo ad ascoltarli. Io so che lei si sta dando anche da fare, sta cercando anche lei di mettere la famosa goccia, non semplice per voi sindaci, perché vi hanno lasciato una patata bollente di quelle che lasciamo perdere, se la sono tolta loro, i grandi politici l'hanno passata a voi con pochi soldi, perché per fare queste cose bisogna investire. Bisogna investire sulla famiglia, bisogna investire sul giovane, bisogna investire su quella che è la sicurezza dei nostri cittadini. Si ha paura di restare in casa, si ha paura di uscire, si ha paura di tutto ormai. Allora, sindaco, cosa mi racconta questa mattina? Com'è la situazione a Mogliano Veneto? A Mogliano è purtroppo come in tantissimi comuni del Veneto e d'Italia. No, mi fa piacere, Mirella, che adesso ho iniziato insomma da qualche tempo a leggere ai telespettatori, perché si sta un po' perdendo il gusto della lettura, bisogna un po' riprenderlo. Purtroppo i telefonini ci stanno portando via tempo alla lettura. Leggere è fondamentale, è importantissimo. Tanti giovani non sanno neanche più scrivere, perché ormai sanno scrivere messaggini, però se li metti a fare un tema fanno fatica a pensare, fanno fatica a fermarsi e a magari ragionare, capire, e purtroppo questo magari ha anche riflessi alla lunga nella società giovanile. A Mogliano purtroppo anche recentemente c'è stato qualche atto insomma brutto, qualche rissa, qualche momento, sempre però bisogna anche distinguere, ecco, perché fa sempre più rumore l'albero che cade piuttosto che la foresta che cresce, e i soggetti negativi tra i giovani sono pochi, per fortuna, ma la maggioranza è una maggioranza insomma capace, che studia, che cresce, ecco. Sì, siamo un po' preoccupati, e questo sì, come sindaci, io in primis, un po' per questa trasformazione che sta subendo la società rispetto a quando ero giovane io. Veramente sono cambiati anni luce, è cambiato tutto, quindi bisogna un po' adeguarsi, adattarsi e cercare insomma di bloccare quelle cose negative che fanno deviare, ecco, la società, ecco. Sindaco, non è però che forse proprio voi che siete in prima linea dovete fare qualcosa in più, quel passo in più, che è quello di far lavorare questi ragazzi, specialmente quelli che sbagliano? Lo so che le leggi, la burocrazia non sono così semplici da superare, però vedo che in certi comuni si sta facendo, perché quando io sento ci sto a fare fatica, ma li vedo 2 volte all'anno, nel mese, quando terminano la scuola. Agosto non se ne parla più perché si va tutti in ferie. Non è che forse dobbiamo far lavorare, proprio lavorare, perché lavorare ti apre la mente, ti fa sudare, ti fa fare fatica, e quando vai a casa sei anche stanco. Dobbiamo impiegare questi ragazzi a fare le cose utili per la comunità, ad esempio le sagre. Io ieri avevo un altro, il presidente appunto delle sagre, quello che organizza le sagre nei vari paesi, e si parlava proprio dei bambini. Con quanta gioia lavorano, ma anche i ragazzi all'interno di queste strutture, assieme ai diversamente giovani, come li chiamo io, aumentano sempre di più. Non è che oltre la sagra dobbiamo investire anche su qualcos'altro che serve alla comunità, la pulizia, dove serve impiegarli? Perché io quando sento che un ragazzo si annoia, perché si annoia? Perché lo dice, la noia. E cos'è la noia quando hai 15, 16, 12?
È quello di non essere ascoltato, di non essere intrigato su un qualcosa che vorresti fare ma non sai neanche tu, perché non ti viene proposto. Non è che forse dobbiamo proprio prenderli, chiederli: vuoi venire a fare questo con il tuo sindaco per la tua comunità? I centri estivi, ma perché dobbiamo pagare, scusa sindaco, pagare i centri estivi quando una volta si cresceva con i centri estivi fatti dai ragazzi più grandi, che dicevo: guarda che devi guardare tuo fratello, tuo cugino, il piccolino vicino che ti sta vicino di casa. Ma perché è diventato tutto così complicato e deve essere per forza tutto business? Soldi, 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 dappertutto. Prego sindaco. No, sono d'accordissimo che i ragazzi, specialmente nel periodo estivo, debbano fare qualche lavoretto. Io quando ero giovane, insomma, ricordo che mio papà a 14 anni d'estate mi ha detto: no, non stai lì in poltrona ma ti dai da fare, assolutamente, anche perché inizi ad acquisire la tua indipendenza, insomma, e il lavoro, come dicevi Mirella, fa bene, educa, e dici bene quando ci sto a fare fatica. Questa bellissima iniziativa dura troppo poco. Anche a Mogliano abbiamo fatto 3 settimane, 3 gruppi diversi, però troppo limitata, e mi raccontavano gli alpini, che tra l'altro hanno fatto un po' da tutor in questa iniziativa, che certi ragazzi fanno veramente fatica, in primis a staccarsi dal telefonino, perché sono veramente telefonino dipendenti, e poi a fare qualsiasi compito, quindi si mettono, cioè devi fare un cambio mentale, e quindi questi ragazzi vengono messi alla prova, ma è fondamentale questa cosa, quindi bisogna che investiamo su questo. Purtroppo è sempre più difficile perché ci sono norme eccetera sul lavoro eccetera. Comunque anche i centri estivi, ci sono tanti ragazzi che si mettono in gioco, che fanno gli animatori, e anche quello un bel incarico, un bel impegno, insomma, per quelli più grandi naturalmente, nei confronti di quelli più piccoli. Nelle sagre, hai ragione, sto vedendo tantissimi giovani che vanno, si divertono, si danno da fare. Recentemente hanno chiuso due sagre, a Mogliano quella di Campocroce e poi la festa dell'Ovest, e sono andato a trovare i volontari in cucina. Ho visto tanti giovani contenti, insomma, di mettersi a disposizione della comunità e di fare questo, perché poi quando i ragazzi magari all'inizio fai fatica a convincerli a fare un lavoretto, però quando una mansione o volontariato, però sono convinto che quando iniziano a farlo si divertono anche loro, è più quello che ricevono rispetto a quello che danno. Non è, sindaco Bortolato, che più di parlare dobbiamo agire adesso, perché di racconti ne abbiamo raccontati dappertutto, a scuola, quante associazioni, però senza risultato. Tanto è vero che il mondo dell'associazionismo non ha giovani, perciò vuol dire che si è inclinato qualcosa, non riusciamo veramente ad esprimere quello che vogliamo esprimere per intrigarli. Forse dobbiamo proprio prenderli per mano e accompagnarli, dopo saranno loro a scegliere cosa vorranno fare, chi il cuoco, chi il cameriere, chi il giardiniere, chi aiutare anche socialmente come accompagnamento, come ascolto. Abbiamo una montagna di associazioni sportive, anche che si mettono a disposizione gratuitamente, perché ho qua i presidenti, però dobbiamo andarli a prendere e da soli non ce la facciamo, siete voi, perché i genitori vengono da voi, ascoltano voi, quando c'è qualcosa che questi ragazzi fanno, atti di bullismo, di vandalismo, siete voi in prima linea. Perciò sindaco, non è che forse dobbiamo stringere i ranghi e vedere come iniziare a partire con questi ragazzi, perché stanno diventando sempre di più, ne fanno sempre di più, cioè bisognerà pur fermarli, che se la legge non può fermarli in qualche maniera, cerchiamo anche noi di farlo, perché i pochi stanno guastando l'albero, e se si guasta l'albero diventa un problema per tutti. Prego sindaco. No, assolutamente hai ragione, bisogna ascoltarli in primis, i giovani, e poi accompagnarli assolutamente, anche perché tra l'altro sono pochi, cioè purtroppo col calo delle nascite noi vediamo ci sono sempre meno ragazzi, e noi come Comune di Mogliano stiamo investendo molto sulle attività giovanili, sulle politiche giovanili. Adesso abbiamo anche messo a bilancio e stiamo facendo la progettazione per recuperare un vecchio stabile che avevamo. Abbiamo investito addirittura 1,5 milioni di euro, e sarà il nuovo centro giovani di Mogliano, dove insomma far partire tante attività proprio dedicate a loro, a partire già dai bambini con le famiglie fino agli adolescenti e anche magari ai ventenni, ecco. Abbiamo fatto partire qualche anno fa
un progetto che si chiama Mediazione, che ha dentro tante cose. Aveva dentro nelle scuole la giustizia riparativa, aveva dentro anche e ha dentro degli operatori di strada che intercettano i gruppi giovanili, con lo scopo un po' di anche trovare e aiutare i ragazzi più in difficoltà. Adesso addirittura stanno facendo una sorta di camp lì a Mogliano, in una parrocchia, e ci sono questi ragazzi che fanno questa bellissima esperienza, ragazzi che non avrebbero mai partecipato a un progetto di questo tipo, a una settimana da soli con il gruppo, insomma, e che abbiamo dovuto un po' anche tramite gli operatori di strada accompagnarli, appunto, perché altrimenti l'alternativa è la panchina e la noia e magari, ahimè, qualche volta anche magari qualche sostanza stupefacente. Purtroppo che gira e dilaga queste sostanze. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Dove sei? Sono qui Mirella. Prego, dai. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Mia Mogliano, di 50 anni che viene, 50 non giorno. Conosco tutti a Mogliano, tanta gente. Vuoi praticare il vostro centro che avete anziani, c'è bocce, c'è carte, va bene, c'è buona gente a Mogliano. È un paese florido. Ho conosciuto due sindaci prima di lui, va bene. Sono amico dei Vicentini, la famiglia Vicentini, Ottavio, credo di Cambi, che vado a mangiare con lui. E che io tanti sindaci mangiare a casa sua. È un bel paese, florido come adesso, sì, come dappertutto, questi fiori che fa traie, ma non è colpa del paese, è il paese è solido, che ha buone qualità, che ha brava gente, non c'è più del tanto, lo conosco benissimo. E dopo cosa busto? Il progresso purtroppo, te dà una roba e te ne cava un'altra, perché i telefonini serve, va bene, però per l'uso che fa i fiori non serve più, è neanche buonissimo, e a volte è piena e la moglie è imbriaca. Bisogna rinunciare a qualcosa, i tempi sono cambiati, i fiori non si accontenta più di come gli altri, andare in patronato, nei centri, nei Rome, ne andavo in colonia a gratis perché c'erano 8 pradei per dire. Ma adesso non esiste più, la ragione è Mirella, funziona tutto quel denaro, purtroppo è così, ma il mondo non si può più cambiarlo. Quello che fa è ben, è fondato benissimo su un bel argomento, ma i giovani non gli interessa più, i giovani gli interessa la macchina, i stay, andare, perché? Anche all'esempio, no? Vai a televisione, io ti compri quello che volevi, ti vai in vacanza dove che volevi, ti ha da essere per dimostrare che ti chiede. Una volta era tutto diverso, si accontentavano di quello che avevamo, ti godevi più una roba perché ti abbramavi e quando ti avevi ti avevi fatto un risultato, dati solo, mettendo via i soldini per dire. Adesso purtroppo la vita scorre più veloce, no? Però bisogneria, come che dice Mirella, creare questi centri con altri mezzi, non meglio una volta a baracca, al zaino, la bottiglia dell'acqua, le danno in mano gli strumenti che si usa adesso, no? Perché l'intelligenza artificiale, andiamo su a una, addirittura in vacanza, e bisogna dargli i fiori cosa? I fiori sono l'avvenire del mondo e i 6 euro per vivo, non possiamo mettere in testa niente. E i fiori non sono cattivi, perché non nasce persone cattive, e diventa dagli esempi che ha dagli altri, o alla famiglia, o tante robe. Però questa era qua, questo problema, che mi si pone Maria. Ma perché? Perché mi vuole? Perché gli fa comodo, gli dice qualcuno che gli fa comodo. Perché vanno 10 fiori con bagnole mugliere, quindi dei bari che battonano una perché si è andato in bagno, ma è robe allucinanti, è robe da neanche non crede. Fiori, bambini da 10 e 12 anni, ma cosa ti da fare? Ma prima, se da fermarmi, prima che arriva a questo punto,
i genitori, caro sindaco, quando ti ha detto bene, a casa mia, mi ha insegnato educazione e si vede, ma che la gente che ha, dove vive? Bisogna sapere dove, cosa che ha, cosa che ne ha, perché si diventa così. Una volta non erano così, adesso purtroppo il mondo si è cambiato, il mondo non si ferma, perché queste robe del mondo non interessa niente, va avanti, no? E purtroppo è solo che la buona volontà vostra, sindaci, che sei l'ultima roba nel carro che ha tutto sulle spalle, bravo sindaco che ti riesce a fare qualcosa e ti dà buone idee di mettere a posto il tuo paese, e sono convinto che ti dia farsi, perché sia una brava persona, meno all'apparenza, e ti dà belle idee per il tuo paese. Tanti auguri per il tuo paese e saluto al tuo paese che sono sempre là. Ciao Mirella e buongiorno al tuo sindaco. Grazie caro Rinaldo. Allora andiamo a vedere proprio questa violenza, andiamo proprio a Mogliano e poi la commentiamo col sindaco Bortolato. Continuiamo assolutamente a controllare questi soggetti, questo in particolare perché ahimè è tornato a piede libero. Fortunatamente nessuno si è fatto male e assolutamente insomma ci siamo, però si fa fatica, tanta fatica. C'è un misto di rabbia e amarezza nelle parole del sindaco Davide Bortolato dopo il sabato ad alta tensione vissuto tra il piazzale antistante il Cadoro di via Zermanesa e il Bar Verdi di via 24 Maggio nel cuore di Mogliano. Sono circa le 7 della sera quando un uomo si scoprirà poi nigeriano di 32 anni va in escandescenza all'esterno del supermercato inveendo contro dei clienti. Il fare è minaccioso, cerca di alzare anche le mani, sembra alterato e quando capisce che qualcuno ha allertato il 112 scappa, percorre diverse centinaia di metri ed entra al Bar Verdi dove chiede di usare la toilette. L'abbiamo lasciato andare in bagno e poco dopo sono arrivate 2 pattuglie dei carabinieri che si sono appostati proprio vicino al bagno e hanno aspettato che il ragazzo uscisse. Appena uscito hanno cominciato a parlare, dopodiché il ragazzo, visto che si vede dalle telecamere che ha proprio spinto un carabiniere che è andato a sbattere addosso la vetrata, che è un divisorio tra la tabaccheria, cioè tra noi e i clienti. Ha rotto il vetro. L'uomo viene bloccato, scatta la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, non abbastanza evidentemente per finire in carcere, eppure si tratta di un volto ormai noto. A fine giugno aveva scagliato anche dei sassi contro il Duomo, il video era diventato virale. Sì, è lo stesso perché è ben riconoscibile, cioè uno che gira a luglio con una giacca a vento, incappucciato, si riconosce. Speriamo insomma che ci sia un nuovo fermo e si riesca a fare qualcosa per questa persona. A piede libero e quindi potrebbe essere già tornato a Mogliano? Assolutamente sì, speriamo di no. Ci turba tantissimo perché noi siamo qua che lavoriamo e vorremmo stare in pace e purtroppo vediamo che capitano spesso faccende del genere, specialmente stranieri anche che vengono qui e magari sono un po' alterati, e cerchi di calmarli, cerchi di evitare. Noi magari chiudiamo anche prima il bar per evitare che alla sera, perché normalmente succede verso sera queste cose qua. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda. Ciao Luciano. Ciao Mirella, buongiorno al sindaco. Buongiorno. Dopo diciamo 2 piccole domande da fare come sindaco. Niente, ma a Mogliano Veneto, io Mirella ho fatto l'autista di autotreno fino a quasi 40 anni e andavo a prendere i colpi. Questo è il suo paese, prima di Asolo andavo su a sinistra, Mogliano Veneto è lì. Niente, volevo dire, Mirella, volevo chiedere al sindaco dove entrano, se può in pochi minuti, dove entrano i soldi tra parentesi al comune, ai piccoli comuni tra parentesi, e quando nel suo comune arriva un italiano o uno straniero, se hanno gli stessi diritti, parlo di chi ha bisogno, di chi ha bisogno che non riesce a pagare il gas, la corrente. E dopo l'ultima, sindaco, c'era ancora la lira, un amico italiano mi ha portato un marocchino, moglie, 3 figlie, pagava 100-150 mila lire di affitto al comune di Vestone e avevo dei mobili
della mia ex moglie da vendere, no? Sa cosa mi ha detto? In Marocco ho 3 case, io non ci ho chiesto niente, 3 case in Marocco. Vi saluto, buongiorno Mirella, ciao. Magari una sta dove abita la mamma, una la sorella, una il fratello, magari 3 case. Comunque il discorso che fa Luciano da Desenzano, che ringrazio anche della telefonata, è un discorso che fanno molti cittadini, ma perché non c'è trasparenza dell'informazione, non viene detto quello che si fa, a chi si dà. Ecco, io lo chiedo sempre in questa trasmissione, la trasparenza anche sui soldi pubblici che vengono impiegati. Prego, Sindaco. Sì, assolutamente, insomma i bilanci dei comuni sono trasparenti, pubblicati e la voce che riguarda il sociale è sempre giustamente da un lato e preoccupa, però questa cosa è sempre più grossa, insomma anche recentemente martedì abbiamo fatto un consiglio comunale con una variazione di bilancio e il grosso delle risorse è andato proprio sul sociale perché oggi c'è sempre più bisogno. C'è bisogno appunto per i giovani, per le famiglie, ma c'è bisogno anche perché l'età media si sta alzando e serve dare servizi agli anziani. Ecco, molti che ricevono sussidi, anche a Mogliano, provengono dall'estero, sono stranieri residenti, ci sono i regolamenti ben chiari, anche le assistenti sociali che abbiamo sono molto brave, insomma, prima di erogare, prima di aiutare, tra l'altro fanno sempre un'azione anche di responsabilizzazione, cioè ok io ti aiuto però tu mi devi dare, devi avere certe garanzie, insomma non è semplice, non è che si erogano soldi così senza controllare, senza guardare e facciamo anche controlli tipo quello che diceva il signore da Desenzano, andando a vedere se per caso all'estero hanno proprietà eccetera, cerchiamo di capire assolutamente, abbiamo anche dei canali diretti con l'Agenzia delle Entrate eccetera prima di aiutare, prima di dare dei soldi pubblici a qualcuno si sta bene attenti. Ne so qualcosa perché ho collaborato col sindaco Bortolato, con una persona che voi avete anche conosciuto che è venuta qui e devo dire la verità non è cosa semplice anche per voi, ecco non è anche con la burocrazia, con le leggi, con tutti questi passaggi prima di arrivare all'aiuto vero, a trovare un lavoro, non è così semplice come pensa qualcuno. Anche il sindaco Bortolato ha cercato di darsi da fare, di aiutare no, ma la persona, però non è così semplice perché abbiamo una burocrazia che veramente ti impedisce di fare. Sbaglio, sindaco? Enorme. Il danno erariale è sempre dietro l'angolo, insomma, perché c'è sempre un po', purtroppo ci sono stati anche in passato amministratori furbetti che hanno aiutato gli amici degli amici, quindi il sistema regolatorio è pesante e ahimè insomma crea tutta una burocrazia che giustamente anche da un lato serve per essere trasparenti, per non fare differenze con nessuno e per aiutare assolutamente tutti e non sperperare denari che ce ne sono sempre meno perché per noi, cioè magari sulla spesa in conto capitale, investimenti riusciamo anche a farne, no? Prima citavo questo grosso investimento da 1,5 milioni, ma ne abbiamo tanti altri anche legati insomma al sociale, alla biblioteca ad esempio a Mogliano, però dove soffriamo come comuni è la spesa corrente, la spesa per le bollette, la spesa per gli aiuti, per il sociale ed è una spesa che si ingrandisce sempre di più. Anche recentemente quello che ci chiede l'USL per l'ambito sociale, no? Perché è demandato all'USL, sono demandati i disabili, i minori in ambito sociale, la salute mentale, queste cose qua e lì ogni anno i comuni erogano tanti soldi e questa quota si ingrandisce sempre di più. Aumentano i numeri, per dirvi, Mogliano dà all'ASL quasi 1,5 milioni di euro all'anno all'ASL per seguire i minori e i disabili, sono tanti soldi. Sono tanti soldi. Abbiamo Vladimiro, adesso andiamo a Rovigo, vai Vladimiro. Ciao Milena, grazie. No, che così devo chiamare solo per completare la telefonata che ho fatto qualche giorno fa alla tua bravissima ospite signora De Brescia, quella del controllo del vicinato. Controllo di vicinato? No, sì, questa mattina è uscita una notizia che il governo in carica attraverso un decreto legislativo, cioè che andrà in Parlamento alla discussione, applica una direttiva europea
ce lo chiede l'Europa, che è già in funzione in alcuni paesi europei, per il riconoscimento facciale attraverso l'intelligenza artificiale, che consiste che quando che è in previsione una iniziativa politica o di altro genere che comporta alcuni rischi di ordine pubblico, che sarà un preventivo riconoscimento facciale per alcuni giorni in alcuni luoghi ben precisi. Dopo 7 giorni comunque le immagini vengono cancellate. Quindi è migliorabile, cioè voglio dire, è discutibile e si può discutere qualsiasi cosa, però è una iniziativa che arriva dall'Europa, non da Trump o dalla Russia, arriva dall'Europa e è già in vigore in Germania e in Francia. Allora una persona può dire, per carità, legittimo, ma a me sto governo come fa paura perché ho paura che lui usa certe leggi per eccetera eccetera. Benissimo, dite che ha paura. Ma quell'altra parte politica subito da un'iniziativa, sto finendo, da un'iniziativa che l'Europa ha gridato all'allarme della schedatura di massa, che così si diventa uno stato di polizia. Ecco, mi rimango sconsolato perché mi chiedo, ma con una classe politica nazionale fatta così, cioè che non riesce mai neanche in un'iniziativa che ne chiede l'Europa arrivare ad un costrutto, benissimo, andremo in Parlamento e vedremo, no, da una parte che c'è il rischio che approfitta delle leggi, dall'altra già chiama alla stato di polizia. Ma è chiaro che i cittadini, la gente, le persone chiedono sempre quello, o non va a votare perché è delusi, oppure mi viene in mente chissà perché di quella persona che a Ringhe ha detto che a quelli degli ottavi sarebbe da sparare ai cecchini, cioè non si rende conto questa classe politica nazionale che deve smettere di essere così inutile, ma deve sforzarsi di fare le cose che è giusto fare. Fai in una maniera, fai in un'altra, ma fa vedere che te agisci, che te crei del costrutto. E invece no, e chiaramente la gente delusa o non va a votare, oppure giustamente si arrangia da sola, perché non è che il gregge docile, mite e obbediente sta a aspettare 2000 anni che le persone competenti prendano decisioni. Dopo un anno, 2 o 3, dopo un periodo, questi chi mi fa niente, mi arrangio me. Cioè, ma non è così che si deve arrivare. Cioè, mi sono veramente stanco. Era questa la mia domanda che facevo a quella bravissima signora di Brescia, che quella che ha fatto vedere come che si fa le cose concrete. Fai in un modo, fai in un altro, ma ti arrivi a fare delle cose concrete che hanno risultato. Mi sono veramente stanco di questa classe politica nazionale, che è quella che fa le leggi, che non riesce a combinare nulla, che sia da una parte o che sia dall'altra. Veramente stanca, però è un rischio. Qual è il rischio, appunto? Che la gente si fa giustizia da sola, oppure che c'è quello che dice ma in ottavo che sparemo. Ciao. Grazie caro Vladimiro, prego Sindaco. Sì, è desolante un po' questa situazione italiana, ma assolutamente bisogna dare gli strumenti alla nostra polizia, alla nostra sicurezza per operare, perché troppe volte, insomma, vediamo anche nel caso del servizio di prima, no, che grazie alla videosorveglianza, grazie all'azione dei carabinieri viene arrestato il soggetto, ma poi non viene convalidato l'arresto e questo torna libero a fare quello che faceva prima. Serve, ma fortunatamente si sta facendo, ma con tanta difficoltà, perché c'è un certo buonismo, un troppo buonismo di sinistra da un lato, che fa succedere quello che si vede, insomma, anche adesso il discorso della schedatura eccetera, sono paure infondate, visto dove sta andando un po' la società, visto che siamo un mondo globalizzato, visto che arrivano soggetti che prima non eravamo abituati a vedere anche nei nostri comuni. Dobbiamo attrezzarci per dare la sicurezza ai nostri cittadini e quindi servono maggiori strumenti. L'altra sera, per dirvi, in Consiglio Comunale abbiamo introdotto il taser
per i nostri agenti, uno strumento in più insomma per tutelare la sicurezza dei nostri agenti. Alzati cielo, la mia opposizione ha fatto le barricate dicendo che è uno strumento pericoloso, che ad esempio se uno soffre di cuore e viene fermato con il taser potrebbe lasciarci le penne, ma cioè, lo dico, ma cioè, prima di farti fermare con il taser, devi essere proprio tanto fuori di te. Quindi di cosa stiamo parlando? Invece sempre di più vediamo aggressioni verso le forze dell'ordine, la polizia locale, e aggressioni che poi finiscono anche male, e queste cose non devono accadere. Dobbiamo dare gli strumenti alle nostre forze dell'ordine per operare, e poi dobbiamo avere delle norme più severe e più rigide. Questo serve in questo momento, serve perché ad esempio queste persone che commettono quello che commettono in Italia non si sognerebbero neanche di commettere queste cose nel loro paese, perché lì forse estremo opposto, le leggi sono troppo rigide, le pene sono troppo severe, però dobbiamo assolutamente in Italia fare qualcosa. Sta facendo già molto il governo, nel senso che sono aumentate tantissimo le espulsioni, abbiamo visto le recenti norme sulla sicurezza, dove anche i minori adesso non hanno più la presunzione di innocenza fin dall'inizio, ma va dimostrata l'innocenza. Hanno cambiato questo aspetto, che è un aspetto fondamentale che prima mancava per i minori, ma sempre di più vediamo ragazzi insomma di 15, 16, 17 anni che sono dei veri e propri criminali. Quindi ci dobbiamo attrezzare, ahimè, per questa nuova società, perché io penso che con regole chiare, ben chiare, rispettate, possiamo vivere in libertà e in pace tutti quanti. Vede Sindaco, c'è un grande problema però di questa società. Noi tutti, ogni mattina che usciamo, facciamo le nostre regole, le proprie regole. Basta vedere come ci comportiamo. Questa è la verità. Per carità, ci sono anche esempi positivi, io non voglio sparare nel mucchio. Però quando si esce la mattina si tende a fare le proprie regole, quando ti metti nella strada, nella raccolta differenziata, ecco, nel comportamento nei fiumi. Abbiamo visto nei nostri telegiornali questo gasolio nell'acqua, chi è che lo mette? Chi è che lo mette? Non è Roma o la regione o il sindaco. E così continua con questa maleducazione, che questo poco rispetto dell'ambiente, del prossimo, perché una volta forse erano in tanti, però c'era più un rispetto del controllo di quello che il poco che avevano. Adesso non so cosa c'è che fa scattare questa maleducazione, questo poco rispetto, tutti arrabbiati per niente. Cerchi anche di far capire che ha sbagliato, ti fanno dei gesti incredibili, sanno che hanno sbagliato. Cioè bisogna veramente capire che tutti, perché poi i ragazzi guardano e se i genitori si comportano così, quando si comportano anche a casa, certo, in questa maniera. Ieri ha chiamato un ragazzo e ha iniziato bestemmiando, ce l'aveva col mondo intero. Abbiamo interrotto la telefonata perché le bestemmie in televisione, no, direi anche no. Hai capito che questo era arrabbiato col mondo, cosa aveva? Si vede che nessuno l'ha ascoltata, adesso ha detto chiamo Sveglia Veneti, però l'abbiamo fermata. Però c'è questa rabbia che va ascoltata, come dice lei. Non possiamo diventare tutti rabbiosi perché quello si comporta così. Cioè dobbiamo anche fare un passo indietro, capire veramente che stiamo andando tutti quanti fuori le righe. Ma se poi in Parlamento, scusa Sindaco, vediamo quello che vediamo, le zuffe in Parlamento, questi sono i nostri rappresentanti, dovrebbero essere quelli che danno gli esempi, che poi ci fanno la predica. È quello che il ragazzo è molto attento a questo, tanto se lo fa lui lo posso fare anch'io. Tanto il genitore cosa mi fa quando arrivo a casa? Quando sai benissimo che il genitore ti difenderà, me lo dicono i sindaci. Nonostante il fatto evidente faccio vedere, il genitore continuava a dirmi non è mica mio figlio. Che prove hai? Ma come che prove ho? Capisce sindaco che è difficile? Allora sentiamo cosa dice questo barista proprio a Mogliano. Tra l'altro un ragazzo di colore che ci ha chiesto se poteva usare il bagno, l'abbiamo lasciato andare in bagno e poco dopo sono arrivate 2 pattuglie dei carabinieri che si sono appostati proprio vicino al bagno e hanno aspettato che il ragazzo uscisse.
Appena uscito hanno cominciato a parlare, dopodiché il ragazzo, visto che si vede dalle telecamere, che ha proprio spinto un carabiniere che è andato a sbattere addosso la vetrata, che è un divisorio tra la tabaccheria, cioè tra noi e i clienti. Ha rotto il vetro e niente, l'hanno portato via dopo. Cosa resta all'indomani di una cosa di questo tipo, proprio da gestori di un locale noto? Guardi, da noi purtroppo capita spesso cose del genere, non proprio così, ma capita. Ci turba tantissimo perché noi siamo qua che lavoriamo e vorremmo stare in pace e purtroppo vediamo che capitano spesso faccende del genere comunque. Persone alterate di che tipo? Sì, beh, c'è sempre qualcuno, ma specialmente stranieri anche che vengono qui e magari sono un po' alterati, e cerchi di calmarli, cerchi di evitare. Noi magari chiudiamo anche prima il bar per evitare che alla sera, perché normalmente succede verso sera queste cose qua, e niente, ci turba. In questi anni la situazione è migliorata o peggiorata ultimamente? Forse peggiorata, sì, sicuramente. Vediamo più spesso cose del genere, dunque sicuramente è peggiorata. Sicurezza. Con un appalto da 275.000 euro, Mogliano consolida il servizio di sorveglianza privata sul territorio. Per 3 anni alle auto delle forze dell'ordine si affiancherà nelle ore notturne quella di una guardia giurata. Prevederà una pattuglia presente in città dalle 22 di sera fino alle 6 di mattina, tutti i giorni, anche nei giorni festivi. Per 3 anni andranno a controllare quelli che sono i nostri 60 edifici nel territorio, ma di conseguenza faranno sicurezza nel territorio. Quasi 1 milione di euro nell'arco di 2 anni destinato alla sicurezza. Il sindaco Bortolato ha voluto fare in comune il punto perché questo è un tema caldissimo dopo i ripetuti fatti di cronaca e la polemica politica legata alla revoca delle deleghe all'ex vice sindaco e assessore di comparto Leonardo Muraro. Ai cittadini Bortolato chiede di aderire al controllo di vicinato, occhi umani affiancati a quelli elettronici. Sta aumentando sempre di più la nostra rete di videosorveglianza, in passato abbiamo visto importanti investimenti, quest'anno Buonisiolo, il prossimo anno stiamo pensando alla frazione di Zarmà. Grossi investimenti anche sulla caserma dei Carabinieri affidata al nuovo comandante Giuseppe Mazzetti. Per il rappresentante dell'associazione commercianti fondamentale è anche animare strade e piazze con eventi. Ritengo che la buona movida, ma comunque l'eventistica, possa essere un dispositivo di sicurezza urbana, far vivere la piazza con famiglie, persone che escono con uno spirito positivo di divertimento e riempiono gli spazi che di solito vengono occupati da chi preferisce stare nel buio e nel silenzio della notte. Ha rotto una serie di episodi negativi che si stavano sviluppando e speriamo che questa sospensione duri più a lungo possibile. Punto nero, l'amministrazione lo sa bene, la stazione dei treni. È una delle stazioni più frequentate del Veneto. Mogliano dal punto di vista logistico è in un luogo strategico e bisogna continuare a presidiare la stazione in luoghi più caldi in maniera continuativa e sicuramente più forte. Abbiamo Paola da Vittorio Veneto, vai Paola. Buongiorno Mirella, buongiorno Sindaco. Allora, io volevo dire che tutto parte dalla famiglia. E secondo me i sindaci e il nostro governo, il nostro Stato e tutto quanto dovrebbero preoccuparsi in primo luogo della famiglia, perché la famiglia è sempre il primo nucleo che si forma e che si forma non per sbaglio o per altre cose, perché se uno vuole la carriera fa a meno di mettere a mondo i figli se poi li trascura. Quindi per il bene della famiglia, quando non c'è il bisogno economico, perché dobbiamo dire anche questo, quando non c'è il bisogno, le mamme potrebbero stare anche un po' più attente ai loro bambini da quando li mettono al mondo. Io per esempio ho lavorato prima di avere i figli, poi per il bene dei miei figli ho rinunciato al lavoro, potendolo anche fare, però non ho mai avuto il lusso, non ho mai avuto il superfluo, non sono mai andata in vacanza al mare o ai monti, eccetera, però ho tirato sui miei figli. Quando arrivavano da scuola io vedevo la faccia dei miei figli e ci si confrontava. E questo purtroppo lo dovevo fare tutto il giorno da sola fino alla sera quando rientrava il papà, perché il papà era fuori a lavorare. Non mi sono mai lamentata
di questa situazione e ringraziando Dio li ho educati in modo da saper scegliere poi le loro amicizie e ad andare avanti onestamente. Questo è il discorso. Adesso purtroppo questi ragazzi hanno tutto, hanno troppo, non sono mai contenti e guai a Dio se arrivasse una guerra, perché se arrivasse una guerra noi in qualche modo riusciamo a superarla. Avendo provato, io non la guerra, ma successivamente un periodo di ristrettezze perché non avevo tutto ed ero figlia unica. Questi adesso, se dovesse succedere, già sono fuori di testa adesso che hanno tutto. Dovesse arrivare anche una guerra, e scongiuriamo veramente che questo fatto non succeda, non lo so. Io non vedo cose positive. Non vedo cose positive. E un'altra cosa che vorrei dire è che qualunque lavoro uno faccia, lo deve fare per vocazione, lo deve fare per passione, lo deve fare con applicazione e con voglia di imparare e di andare sempre avanti, perché io ho lavorato un periodo nella scuola e un periodo in un ente comunale di assistenza, quindi il sociale là c'era dappertutto, in tutte e due le parti. Adesso non c'è più umanità, non c'è più logica, non c'è più senso civico, non c'è più niente. Tutto scontato, tutto da far vedere agli altri, dove vai, cosa fai, cos'hai, cosa non hai. Per me tutte queste cose non valgono niente. Ecco, questo è il mio pensiero, scusatemi. Grazie Paola, grazie a te di aver chiamato. Sindaco, Paola però diceva delle cose molto importanti. Io ero a casa, avevamo poco, ma ero a casa. Siamo sicuri che questi ragazzi hanno tanto e invece manca proprio quello che loro hanno bisogno, di trovare un punto di riferimento quando tornano da scuola. Questi genitori che devono lavorare tutti e due perché sennò non ce la fanno, arrivano a casa stremati perché ci sono dei lavori, raccontavo ad esempio anche nei supermercati, queste donne, queste ragazze, queste mamme, vai a casa tu dopo aver fatto quel lavoro dietro il banco ore e ore e ore. Ecco, non puoi permetterti neppure, ecco, di respirare a volte perché è un continuo. Ecco, non è che forse dobbiamo fare un passo indietro e come dicono questi ragazzi che loro lavorano per vivere, non vivono per lavorare come una volta, è cambiato il mondo. Cosa dice il sindaco? Ma lei era a casa con i suoi figli, lei li guardava, li ascoltava, forse avevano quello che loro avevano bisogno, capire in quel momento che qualcuno li ascolta. Prego sindaco. Lo dicevo prima, bisogna ascoltare i giovani, insomma, non possiamo scaricare tutta la colpa sui ragazzi, assolutamente. Tante volte la colpa è dei genitori che non ci sono, tante volte perché magari si sono separati, allora ce n'è solo uno e i ragazzi soffrono questa cosa, o proprio perché mancano. Io fortunatamente, insomma, quando ho fatto la scelta di candidarmi e poi diventare sindaco, ho condiviso la cosa con la famiglia, ho detto loro guardate che ci sarò meno, fortunatamente mia moglie ha compensato molto questo e quel poco tempo che ho con i miei ragazzi cerco di esserci al 100, ne ho due che ormai sono grandi, però quel poco tempo che dedico loro lo dedico bene, insomma, perché la famiglia, come diceva la signora, è alla base di tutto, assolutamente. Poi il pero non casca molto distante dall'albero, si dice così, ma anche sul rispetto delle regole, mi collego alla telefonata di prima, insomma, dobbiamo insegnare ai nostri giovani che fanno parte di una comunità, si è perso un po' questo senso di comunità, no? E c'è una società sempre più individualista, sempre più c'è sempre più egoismo, ma l'altro giorno ho visto una scena incredibile, una mamma col bambino dà il succo di frutta al bambino, poi la mamma prende il succo di frutta e lo butta lì sul ciglio della strada. Ma che insegnamento dai? C'è proprio mancanza di capire che quel gesto educa malamente tuo figlio, ma poi anche non si capisce che poi il comune deve spendere soldi per mandare qualcuno con la pinzetta a raccogliere, che è a danno di tutta la società, quindi la comunità. Quindi bisogna recuperare un po' questo senso del bene comune, della comunità, e che rispettare le regole serve a te anche indirettamente, perché serve a tutta la tua città, a tutto il tuo territorio. Pensate proprio, sindaco, come esempi che l'altro giorno proprio qua a San Biagio
È passato un signore, un nonno, col bambino dentro la macchinetta, quelle piccoline per loro a pedali, e l'ha fatto passare dentro la macchinina sulle strisce pedonali. Cioè, ma che esempio è questo? Cioè, il bambino che pedalava sulle strisce pedonali dentro in macchina. Cioè, voi direte, ma dai, ma è più... No, ma non si può fare. Ma non si può fare un esempio del genere, far attraversare il bambino. Già pericoloso poi, secondo me, perché non si sa mai cosa può succedere. Ma come fai l'attraversamento con tuo nipotino dentro la macchina? Capite gli esempi che noi continuiamo a dare sbagliati a questi ragazzi e questi bambini che sono spugne, che assorbono tutto? Pubblicità. Verso le 11, 11 e un quarto più o meno, entra questo personaggio un po' tutto mascherato, diciamo, con un cappello da pescatore, occhiali e mascherina, e con in mano una pistola. Spostatevi e datemi soldi. Poche parole del rapinatore che ha fatto irruzione nella farmacia di Campocroce. Un colpo fulmineo in 2 minuti, ci ha detto il farmacista, è entrato ed uscito con il bottino. Circa 600 euro. Sono stati attimi di paura. Lui continuava a puntarci questa pistola addosso. Abbiamo provato a vedere se la pistola sembrava, diciamo, fosse finta o vera. Era una riproduzione fatta bene oppure era vera, quindi ci siamo messi in disparte e niente, abbiamo aspettato che lui si servisse dalla cassa e poi è uscito, quindi è stato tutto rapido e fortunatamente indolore, ecco. L'uomo è arrivato in bicicletta particolare che potrebbe far pensare fosse del posto, non sicuramente giovane, addosso tuta e ciabatte. Sembrava, sì, ecco, un anziano, credo sia più un gesto di disperazione più che uno che lo fa spesso. Durante la rapina, a mano armata, nessun cliente era dentro la farmacia. Non c'era nessuno, ma lui si era accertato che non ci fosse nessuno perché abbiamo visto dalle telecamere che è stato qui fuori 1 minuto e poi è entrato quando ha visto che non c'era nessuno. Prima di entrare si è accertato non ci fosse più nessuno dentro, poi ha agito. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha detto, ha spiegato, qualsiasi reazione poteva peggiorare la situazione. Si è arrangiato, ha fatto tutto da solo, ha preso i soldi della cassa, se li ha messi in tasca e è uscito nascondendo la pistola dentro questa tracolla, questa borsa tracolla, ecco. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri con 2 auto che hanno perlustrato la zona alla ricerca del rapinatore che ha fatto perdere le tracce, ma l'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini al vaglio degli investigatori. Abbiamo Franco da Padova in linea, ciao Franco. Buongiorno. È la prima volta che io sto vedendo questa trasmissione qui perché da un quarto d'ora ho girato per caso. Per caso sì, mi è interessato intervenire. Grazie. Ecco, quello che io dirò saranno delle cose molto molto pesanti e mi assumo tutta la mia responsabilità. Intanto io vi dico, io sono nato nel 1946, quindi sono nato in una famiglia, mio papà era muratore, mia mamma era casalinga, in una famiglia si respirava il comunismo, il PC, capito? La sinistra si respirava. Io sono cresciuto e adesso, che ve lo dico, purtroppo la mia unica vergogna che io provo della mia vita, io ho votato 20 anni per i comunisti. Ho votato 20 anni. Da giovane ho iniziato subito a frequentare le case del popolo, incitato anche da mio papà, ma mio papà era un puro, sa anche la mia mamma. Mio papà ha combattuto anche per questa Italia qui. Allora ho iniziato da giovane io a frequentare la sinistra. E purtroppo quello che io ho imparato frequentando la sinistra, ho imparato solamente a fare del male, perché ci insegnavano a fare del male.
E allora, quando avevo sui 15-16 anni, si andava di notte a attaccare i manifesti del Partito Comunista di nascosto sopra i manifesti della Democrazia Cristiana. Facevano delle cose che, ecco, l'unica cosa che non ho mai accettato e non l'ho mai fatto, si partiva, andavano a dare le botte ai fascisti, andavano di notte a aspettarli, ci insegnavano sempre a fare del male. Poi sono cresciuto, ho finito il militare, io l'ho fatto il 68. Qui a Padova sembrava di essere in guerra, qui a Padova. Ma veramente è quello che ci insegnavano a fare. Avevo già oltre 20 anni e qui lo dico, si andava sui colli a fare le esercitazioni e ci insegnavano a fare le bombe Molotov, ci insegnavano, perché pericolose le Molotov sono soprattutto nel trasportarle, perché sono bottiglie di vetro piene di benzina, e addirittura ci insegnavano a usare il tritolo, pazzesco, con la miccia lenta, il detonatore. Si è imparato come funzionava il tritolo. Qui a Padova l'hanno fatto scoppiare il tritolo, però io non ho mai accettato. Allora non c'erano centri sociali, c'era potere operaio. Ecco, e quindi io adesso posso dirlo, perché sono diventato anticomunista fino al midollo. Nota bene, non sono fascista, non sono un nazista, tra poco faccio i miei 80 anni e ne sono fiero di avere avuto purtroppo anche quella esperienza lì, perché io lo posso dire, la sinistra che noi abbiamo qui in Italia non si fa più chiamare Partito Comunista, ma la sinistra è come la volpe, perdi il pelo ma non il vizio. Qui, vedendo le manifestazioni che loro organizzano con i centri sociali, organizzano solamente a fare del male come si faceva negli anni 70. E addirittura sì, i migranti, purtroppo, gli immigranti sono disposti a fare lavori che gli italiani non vogliono assolutamente più fare, tipo votare per la sinistra. Il mio pensiero è questo. Veloce adesso, perché sennò non ce la faccio. Il PD adotta le stesse regole della legione straniera francese, in quanto anche per gli avanzi di galera che si iscrivono e votano per il PD non è richiesta la fedina penale spurita. Grazie Franco, devo chiudere, sennò non ce la faccio veramente. Sono già in chiusura. Grazie Franco, abbiamo sentito questo nuovo telespettatore che ha raccontato un po' la sua storia. È una storia che fa riflettere su quello che veramente è la politica. Io racconto sempre, sindaco, tutte le mattine che abbiamo cambiato 70 governi. Il prossimo anno andiamo alle votazioni ancora. La gente è stanca, non sa più a chi credere, non va più a votare, però non andando a votare rafforza ancora di più quello che è il potere politico, perché tanto loro chi se ne frega. Loro ce la fanno lo stesso e vanno coi voti che hanno. Invece il voto è fondamentale. Prego sindaco, e cosa vuole dire Franco da Padova? Allora, assolutamente su questo bisogna andare a votare, è la prima forma di democrazia, e se poi si vuol dire qualcosa, perché tanti non vanno a votare, non partecipano, però magari protestano, ma assolutamente è fondamentale, importantissimo, è un diritto e un dovere votare. Ecco, sulla violenza di quegli anni la ricordiamo bene, ahimè, insomma ci sono stati anni veramente difficili, ricordiamo tutti gli anni di piombo. Ahimè la violenza che non è scomparsa, magari un po' meno politicizzata, più abbiamo visto adesso recentemente sulla TAV, su questi progetti, però ahimè gli scontri se ne vedono ancora. L'estremismo va sempre assolutamente evitato e la violenza va sempre condannata.
tante volte non vediamo delle condanne ferme da parte di alcuni partiti politici, soprattutto come diceva il telespettatore da Franco. parte della sinistra. Assolutamente siamo in un paese democratico, libero, ognuno ha la fortuna di dire la sua e di poter dire la sua, ma ci sono modi e modi. Anch'io ho fatto parte di alcuni comitati, ricordo nella nostra zona c'era il comitato contro il passante di Mestre, che poi a un certo punto è diventato comitato per le mitigazioni al passante di Mestre e assolutamente era un comitato che non ha mai fatto violenza, sempre manifestazioni pacifiche. A un certo punto il no che era iniziale, quando si era capito che ahimè gli espropriati, il territorio doveva cedere qualcosa e accettare questa strada per il bene nazionale, per il bene pubblico, perché il passante di Mestre, ricordiamo, ha salvato Mestre. C'era la tangenziale di Mestre era un valico, quasi fosse un passo montano, insomma c'erano code continue, quindi quando il comitato e morti che ha fatto, morti eccetera, ha capito che il no non serviva a niente, è diventato comitato per le mitigazioni del passante. Abbiamo lavorato per mitigare questa strada, per portare delle opere complementari, per portare anche una ricaduta sul territorio e ridurre l'impatto della strada stessa. Però quindi, Sindaco, mi scusi, quello che ha detto Franco fa riflettere, nel senso, questi black bloc alla fine cosa sono? 20? 30? Ma è possibile con tutti gli strumenti che abbiamo che non riusciamo a beccarli? Perché ognuno tira dalla propria parte, ma non sai mica chi veramente sono dietro quelle maschere, quelle tutte nere, chi c'è dietro? Perché nessuno va a vedere chi sono questi mascherati? Ma come fanno a dire che nel 2026, con l'organizzazione che abbiamo, che avete visto è schierata, non riescono a fermare 20? Ma non so neanche se arrivano a 20 persone in mezzo a tutta questa folla che si vede, che non hanno maschere, niente. C'è qualcosa che non... Chi sono questi black bloc? Da dove arrivano all'improvviso? C'è qualcosa che non mi torna. Io vorrei veramente vedere come mai nessuno riesce a fermare in un corteo così veramente, poi tutti piazzati, perché li abbiamo visti, cioè non è che... Come fai a non fermare 20 persone e non togliere la maschera a questi e vedere veramente chi c'è sotto quelle maschere? Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite, al sindaco. Allora sindaco, mi scusi quello che le sto per dire. Lei prima ha detto che vuole la sicurezza dei suoi cittadini. La sicurezza dei suoi cittadini. Pensa che se non puoi uscire di casa a fare le spese ti devi guardare davanti e di dietro, ai supermercati, a chiuderti in casa alle 8 di sera con l'allarme chi ce l'ha, non aprire una finestra alla sera, ma sarebbe questa la sua sicurezza, questo voglio dire. Non siamo più sicuri di niente, perché anche quel ragazzo lì che era vestito invernale, lo hanno preso dopo. Cosa le hanno fatto? Lui è fuori aspettando di metterci il coltello addosso. Ma se l'avete lì davanti, ma perché non lo portate in qualche istituto? Ma stanno crescendo queste persone, stanno crescendo. I carabinieri corrono, fanno di tutto per prenderlo e poi dopo un'ora è fuori perché dà loro i loro dati e sono fuori, ma perché così, perché colà. Io non ho più coraggio di andare a fare la spesa, né da sola, né in due, né in tre. Perché quando uno ti salta alla mente, ma queste cose qua, ti ammazza. Sindaco, dovete fare qualcosa di metterli dentro quando li prendete, almeno quando siete sicuri che vedete i fatti. Questo voglio dire, perché siamo pieni di quella gente là. Ma si può vivere così? Ma che sicurezza sta parlando? Mi scusi, sindaco, è toccato a lei stamattina come sindaco, mi scuso, però non dobbiamo essere così. Ma come si fa a vivere così, sindaco? Lei se ha un figlio, se ha una moglie che va poi, che la coltellano oppure che lo prendono, che lo bastonano, cosa può dire lei di queste persone? Lo mette dentro o no? Che legge state facendo? Che legge è questa?
Una volta ti rubavano, lo mettevano in galera, adesso chi ammazza, chi ti pianta il coltello, quello lì è fuori. Ma cosa state pensando? Questo voglio dire, sindaco, sono stanca, non ho più coraggio di andare da nessuna parte. Questo è il discorso. Se tocca a voi una cosa del genere, lo lasciate libero? Mi dia una risposta per favore, perché sono nera. Vi ringrazio. Come vede, se la prendono qui i sindaci, è l'unico punto di riferimento che hanno, anche se so che Giusy non dice as lei, ma parla in generale di questa paura. Sì, paura che regna sovrana, questa è la verità. Ma ecco, prego. Anche per rispondere, qui ahimè non dipende da noi, perché non dipende neanche dalle forze dell'ordine, perché poi chi è che convalida un arresto? Un magistrato. E anche lì abbiamo perso una grossa occasione col referendum qualche mese fa, perché potevamo iniziare a cambiare qualcosa, invece purtroppo c'è questo buonismo e questa normativa che pian piano stiamo riformando, che il governo sta riformando e deve riformare in maniera importante, perché appunto, come diceva la signora, non possiamo avere paura di uscire di casa. Però anche su questo io vorrei un attimo fare una piccola precisazione importantissima, che tante volte la sicurezza percepita è diversa dalla sicurezza reale. È indubbio che la società sta cambiando, che fatti insomma come quelli di cui stiamo parlando se ne vedono sempre di più, però guardando i dati reali, i dati degli arresti, delle denunce, della criminalità, anche recentemente sono stato dal prefetto, c'era il questore, c'era il comandante provinciale dei carabinieri, e mi hanno fatto vedere come la situazione, ad esempio, su tanti tipi di reato sia in diminuzione, ad esempio nel mio territorio, ma nella Marca in generale, come il numero di rapine, come il numero di furti in abitazione. La situazione è sotto controllo purtroppo, però la sicurezza percepita invece sta andando in direzione Oddio, sindaco, io però, scusi se la interrompo, faccio una parentesi. Guardi sindaco, io non ci credo mica a questi numeri che siano in diminuzione. Il problema è che ti danno i numeri che hanno e tutte le persone che non vanno a fare la denuncia. Perché è vero. Allora sindaco, noi abbiamo dei numeri parziali di quelli che hanno, ma quelli che invece non denunciano, non vanno, perché tanto mi novo combattere, tanto cosa che fai dopo Isefora. Noi dobbiamo mettere nel piatto anche quelli, però, certo, perché e bisogna sono numeri sempre importanti. denunciare. Esatto, e invece non si denuncia, perché? Perché anche qua il sistema non regge, non funziona, perdi una giornata per fare una denuncia, una giornata per fare che ti vada anche bene, cioè c'è tutto un qualcosa. Allora i numeri non sono i numeri che veramente sono a disposizione della società, sono numeri che in quel momento qualcuno ha e dice. Io non darei neanche i numeri, perché veramente poi a casa si danno i numeri, perché poi fanno i conti ma come fanno a dire che non ci sono furti se noi tutti i giorni vediamo queste bande che arrivano e che passano a tappeto le vie nonostante il controllo del vicinato, come abbiamo visto. Capisce sindaco che c'è qualcosa che non quadra e il cittadino si arrabbia sempre di più, e con chi se la prende? Con i sindaci. Allora, sindaco, come ci saluta? Ormai siamo in chiusura, prego. Beh, insomma, noi siamo sempre in prima linea, impegnati anche su questa cosa qua. Abbiamo fatto partire la sorveglianza privata, che sta portando dei risultati, nel senso che veramente a Mogliano il numero dei furti in abitazione sta diminuendo, nonostante questa cosa che non tutti denunciano, perché lo percepiamo. C'è da dire che ahimè oggi la comunicazione, i social fanno la loro parte anche in questo, diminuendo la percezione di sicurezza. Bisogna continuare a essere fiduciosi, uscire di casa senza avere paura, senza farci soffocare dalle paure. La paura rovina l'uomo, quindi anche prima lo diceva nell'intervista il responsabile dei commercianti di Mogliano, continuiamo a mantenere viva la città, a fare eventi, perché questo porta a sicurezza in diretta e porta a una città viva e bella, insomma, da la partecipazione vivere. dei cittadini lo dimostrano le sagre,
Ecco, perché sono così affollate? Perché si socializza così? Perché si sta assieme? E giustamente, come diceva Vladimiro da Rovigo, la signora che ho avuto di Brescia Sicura, loro fanno proprio questo come controllo di vicinato, si riappropriano degli spazi, dei parchi, organizzano eventi all'interno dei parchi, cene, pranzi, proprio per far capire che dobbiamo riappropriarci, diceva lei, degli spazi comuni. È d'accordo? Assolutamente sì, bisogna continuare a vivere le nostre città, a partecipare ai tanti eventi, bisogna fare comunità e questo ci aiuta a cambiare le cose e a stare più sicuri e a vivere bene con una qualità della vita buona, anche perché fa bene alla salute stare bene psicologicamente. Grazie veramente al sindaco Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, di essere stato con noi. Buon lavoro sindaco, grazie, come vede grazie, e come ha sentito avete tanto lavoro da fare, però dovete anche farvi ascoltare di più perché siete in tanti, avete gli eserciti, io dico sempre che sono i cittadini che vi eleggono, perciò in regione a Roma devono ascoltarvi perché così non potete continuare, perché poi il cittadino chiede i conti a voi e questo non va assolutamente bene. Pubblicità. Truffe finanziarie e amorose online. In Friuli Venezia Giulia si registra un'escalation, avvisa Federconsumatori, che nella sede udinese della regione ha condiviso questo venerdì, in un incontro aperto al pubblico, informazioni utili a contrastare le principali trappole digitali. Truffe di tipo finanziario, abbiamo notato una casistica che è simile, ovvero quella di far scaricare un'applicazione sul telefono o sul computer, da cui risulta che anche piccoli investimenti iniziali portano a un grande risultato. In realtà non c'è nessun investimento, non c'è nessuna crescita, ma si tratta di applicazioni dimostrative. Vengono fatti scaricare anche contemporaneamente dei link di controllo da remoto, per cui il truffatore indirizza gli investimenti sul conto che gli appartiene. C'è gente anche udinesi, friulana, che ha perso anche 50.000, 60.000 euro, avete detto? 50.000 euro, abbiamo anche riscontrato la truffa nella truffa. Si trattava di un investitore di sesso maschile, nel momento in cui era un po' reticente a fare ulteriori investimenti è stata introdotta una trader, chiamiamola una esperta finanziaria di sesso femminile, che ha cercato di far credere alla vittima di essere innamorata e di carpire ulteriori investimenti. In un'epoca in cui, come è stato sottolineato, il virtuale sostituisce il reale alimentando solitudine e disagio, sono numerose le persone che investono emotivamente in una amicizia o relazione online che poi si rivela falsa. Questa signora ha avuto un contatto tramite un social network e convinta di aver instaurato un rapporto di amicizia, anzi di amore, con un sedicente medico che viveva in Africa, quindi gli ha bonificato quello che aveva per raggiungerlo. Nel momento in cui il bonifico è stato fatto, l'innamorato è sparito. E adesso parleremo di truffe con Elena Bertorelli, presidente Casa del Consumatore Veneto, di essere con noi, ma saluto anche l'avvocato Paola Canziani, gruppo italiano per la sclerodermia. Ecco, sentiremo cosa ci racconta anche Paola, che ringrazio sempre tanto. Grazie avvocato, veramente. Grazie Mirella. È un onore averla ospite. Grazie. Allora, Elena Bertorelli, presidente del Casa del Consumatore. Abbiamo sentito in Friuli Venezia Giulia, ma anche qua non ci facciamo mancare niente per quanto riguarda le truffe che poi girano l'Italia e non solo. Esatto. Ma come si può veramente arrivare a un certo punto di essere disarmati a questa truffa subdola, cinica, pericolosissima, perché veramente una ne pensano e mille ne fanno. Esatto. Prego Elena. Allora, purtroppo le truffe sono diventate estremamente democratiche, cioè non è più la truffa all'anziano, alla categoria vulnerabile, alla persona meno preparata, ma sono diventate truffe assolutamente trasversali, come abbiamo già sentito anche nel servizio molto interessante che è stato passato. Allora, come difenderci? Visto che comunque dobbiamo difendere
difenderci noi, Mirella, dobbiamo difenderci noi essendo preparati e cercando di evitare il più possibile di porre il fianco a questi criminali che in tutti i modi cercano di rubare soldi. Allora è molto bene, molto interessante le truffe che sono state descritte. Ricordiamoci che ci sono molte truffe che vengono effettuate in presenza, quindi si fingono carabinieri, si fingono operatori della luce e del gas, acquistano la fiducia della persona per entrare in casa e poi una volta in casa rubano, perché c'è magari la persona in divisa, noi non la vediamo, dietro magari c'è un correo, c'è un altro criminale che mentre noi siamo impegnati a discutere di questa fantomatica fuga di gas, e ricordiamoci che hanno anche le bombolette, cioè per far credere, per rendere ancora più verosimile questo tipo di truffe, fanno scoppiare delle fialette che effettivamente riproducono la fuga di gas. Quindi rendiamoci conto a che livello di sofisticatezza sono arrivate queste truffe. Noi ci crediamo, perché sentiamo l'odore, apriamo le nostre case, magari la persona, questo criminale ci dice qua tra un poco scoppia tutto, metta i gioielli e i soldi in frigo che almeno è una scatola sicura e protettiva. Noi in buona fede andiamo a prendere quello che abbiamo a casa, le nostre collane, i nostri ori, i nostri gioielli, i nostri soldi, sempre meno, e li mettiamo dentro il frigo. Nel frattempo l'altro complice arriva, già sa dove sono e ruba. Queste sono molto frequenti sul territorio veneto e sono molto credibili perché usano proprio la tecnica della fialetta che sa da fuga di gas. Quindi lavorano sulla vostra paura e sull'urgenza di fare qualcosa. Quando voi vi sentite sotto pressione, giovani, anziani, chiunque, vuol dire che c'è qualcosa che sta accadendo che non va bene. Bisogna fare un passo indietro e chiamare una persona di fiducia o anche i carabinieri direttamente. Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Lorenza, mi senti? Allora, intanto che si colleghi Lorenza, volevo capire, avvocato Paola Canziani, ecco, questo mondo anche di fragilità, lei ne è una prova, ecco, questa battaglia, questa lotta contro la sclerodermia. Lei è anche avvocato, ma cosa sta succedendo? Perché poi le fragilità le trovi a tutte le età e più fragili sono e più a rischio sono. Prego, avvocato Canziani. Grazie Mirella, grazie per questo invito che mi fa sempre molto piacere. Devo dire che in effetti ho ascoltato parte del servizio anche precedente e le situazioni che si verificano in questo momento un po' in tutta Italia, quindi non c'è un luogo prescelto particolare in cui si tende a delinquere maggiormente, lasciano un po' sconcertati, perché a volte ci sono persone assolutamente normali o che tali appaiono, che improvvisamente compiono dei reati o dei crimini che o sono orrendi o sono in ogni caso non accettabili a livello sociale. Sembra che si sia perso un pochettino il senso della ragione, il senso del limite, quello che si può fare e quello che non si può fare. La mia impressione personale, al di là di tutto, è quella che siamo in un momento in cui tutti si sentono autorizzati di fare quello che gli passa per la testa, e purtroppo non sempre quello che passa per la testa è una cosa che va bene anche per le altre persone, va bene per la società, va bene per tutti. Soprattutto quando ci si trova di fronte alla malattia e alla fragilità della malattia, è ancora più facile essere preda di malintenzionati, ma è anche facile essere preda di credenze o di persone che ti propongono cure miracolose. Ne abbiamo visti tanti in questi periodi, perché sei un po' in balia degli altri, ti fidi e ti affidi, e bisogna essere sempre molto attenti. Per questo per noi è importantissimo continuare a fare un percorso di informazione e di formazione anche delle persone, perché non siano preda di facili
credenze che possono creargli poi dei problemi seri. Soprattutto una malattia come questa, la sclerosi sistemica, che è una malattia cronica che ti accompagna per tutta la vita, sin dalla giovane età, magari in certi casi ci sono anche dei bambini che hanno questa patologia. O si trova un gruppo di riferimento, un gruppo di persone che ti sostengono, ti aiutano, se no a volte la solitudine, l'idea di non farcela ti fa diventare ancora più fragile di quello che già sei. Secondo me, anche riferendomi a quello che si diceva prima e che dicevate con il sindaco, è importante che la comunità sia presente, che ci siano dei gruppi di persone che ti sostengano. Io mi accorgo che qua a Milano, per esempio, come voi penso, abbiamo più o meno 40 gradi, ma il tema non è solo e soltanto quello del caldo, che pure è un grosso problema per tutti, ma è anche quello della solitudine, che non coinvolge solo gli anziani, ma anche tutta una fascia di persone più ampie. Il fatto di stare insieme, di avere dei gruppi di riferimento, di avere delle attività, secondo me potrebbe essere anche una opportunità per i giovani che passano tantissimo tempo, un tempo infinito, attaccati a questo benedetto telefono, pensando che il mondo sia il mondo del telefono, il mondo virtuale, il mondo di internet, dei social media, quando invece il mondo è una realtà che è fatta di bene, che è fatta di male, e questi ragazzi bisogna attrezzarli ad affrontarlo, questo mondo, non esserne spaventati, ma neanche prendere tutto con quella superficialità e quella anche un po' presunzione che molto spesso si vede. Grazie Paola Canziani, veramente grazie per quello che ha detto e ha cercato di spiegare. Vediamo se c'è Lorenza in linea. Lorenza? No, niente, è caduto. Provate a riprendere la linea con Lorenza. Allora, Paola Canziani, io ieri ero a Mestre, e Treviso Mestre, 20 minuti. E quando sono arrivata a Mestre, ma questo mi è successo anche a Padova, mi sono sentita soffocare. Ho detto, ma come fanno a vivere in queste condizioni? E ho pensato alle grandi città, questa solitudine che dice Paola. Allora, se io la vedo e la percepisco vivendo in una città a misura d'uomo, perché bisogna dire che è così. Io vorrei che qualcuno, prima di dire che Treviso non è sicura, per carità, con tutti i problemi che ci sono, ci mancherebbe, che si spostasse di pochi chilometri per vedere veramente cosa vuol dire sentirsi soffocare dal cemento, dalla solitudine. Guardavo questi condomini vetusti, perché sono condomini vecchi, perciò senza ascensore. Poi il deserto per la strada, ecco, il caldo, come diceva Paola, e pensavo proprio alle fragilità, perché sono andata all'interno delle fragilità, Paola, proprio ieri. Sono andata in un centro, ecco, bellissimo, dove però sono all'interno di queste stanze dove li portano. C'è un piccolo cortile, ma che vale per i mezzi di trasporto. E ho detto, ma dove stiamo andando? E poi, come raccontavo Paola, l'altro giorno mi sono spostata di pochi ancora chilometri, sono andata su un piccolo paese che non ho fatto nome, se non viene fuori una polemica enorme. Ho detto, aiuto, 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 dove sono arrivata? Un centro commerciale in mezzo ai campi, enorme, enorme, con delle scritte enormi. Noi gli dici, ma cosa vende? Cosa c'è dentro là? Il vuoto. Il vuoto. Allora, cosa hanno fatto? Tolgono gli spazi, il verde, ecco, per quello non respiriamo più. Tolgono sempre di più il verde, invece di fare delle bretelle che ci aiutino a muoverci, a velocizzarci, a fare, per mettere contenitori di cemento, colate di cemento. Perché i soldi, ve lo dico io, vanno in tasca a qualcuno, subito. Faccio la colata, poi vedremo cosa metterò dentro, ma intanto mi faccio la colata. Allora ho guardato sto paesetto piccolo che devi guardare bene se lo trovi anche nella carta geografica, e mi sono chiesta, Paola, e lo dico anche a Elena, ma a chi serve sta roba? Stiamo diminuendo come popolazione, stiamo diventando sempre più diversamente giovani, e questi continuano con queste colate all'interno, montagne di cose che pochissimi compreranno,
Ma cosa c'è sotto che non ci dicono? Lei è anche avvocato, Paola Canziani. Dov'è la trasparenza dell'informazione? Perché veramente bisogna avere delle autorizzazioni. Dove sei andato? Chi ha firmato questa autorizzazione? Perché hai fatto questo invece di aiutare le tante Paole che si trovano in difficoltà perché non riescono a scendere dalle scale, non hanno il trasporto, non sanno a chi rivolgersi? Allora, avvocato, c'è qualcosa di micidiale, perché sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico, però, e noi continuiamo a perseverare con le colate di cemento, nonostante vogliono raccontarcela in mille maniere, ma non è la verità. E noi ci crediamo, sveglia Veneti, perché poi diciamo bravi a quelli che hanno fatto le colate. Ma che bravo, ma che bello, ma che bravo, perché siamo così. Prego, avvocato Canziani. Secondo me bisognerebbe riflettere bene non tanto sulle persone che si eleggono ma sui programmi che propongono e vedendo i programmi, leggendo i programmi forse uno capisce dove vanno a parare, però al di là di quello secondo me una storia che raccontano molto facilmente è quella: facendo la colata di cemento, facendo il centro commerciale noi diamo posti di lavoro e certamente l'idea di avere posti di lavoro può essere attraente per chiunque, anche per l'amministratore pubblico che dice guardate che bella cosa, noi abbiamo fatto il centro commerciale e un certo numero di persone così è occupato, tra questi anche i giovani che naturalmente privilegiamo in modo che tutto funziona meglio. Questo è sicuramente una delle scuse più significative, però al di là di queste considerazioni rimane sempre il discorso che facevamo prima, cioè un po' un vuoto sociale alla base, sotto, perché se noi fossimo una società che non si può pretendere perfetta perché non esiste proprio, però che invece di perdere conservasse o acquisisse dei valori che fossero positivi per le persone, le facessero crescere, ci fosse qualcosa di un po' più alto che non sempre dover scrivere sui social io penso questo, io penso quello. Adesso c'è questo grandissimo senso dell'individualità per cui come uno pensa di fare quello che vuole, pensa anche di dire quello che vuole. Però mi chiedo dove sono i progetti di vita e i progetti di una società? È questo che mi sembra che sfugga totalmente, perché se una comunità, un paese, che può essere un paese montano, un paese di campagna, decide che tutto sommato il centro commerciale non gli serve, però magari vuole recuperare una politica agricola che non è stata sostenuta, potrebbe mettersi e fare un ragionamento e fare anche un gruppo di persone con una pressione politica importante per avere dei contributi, ad esempio per l'agricoltura piuttosto che per il centro commerciale. Però bisognerebbe convincere le persone che tutto sommato ha un senso anche recuperare tutta la parte di agricoltura, di zootecnica, con tutte le problematiche che ci sono poi le quote dell'Unione Europea, che c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro. Però quante volte noi come paese, ma anche gli altri paesi, hanno fatto fronte a difficoltà enormi, pensiamo al dopoguerra, e sono riusciti a farcela perché le persone in fondo erano coese e avevano... No, qua bisogna interrompere. Aspetta, perché prima abbiamo la telefonata di Lorenza, poi ti dico il mio pensiero, perché non sono d'accordo su quello che hai detto, proprio rapportando il passato e il presente e il futuro. Lorenza, vai, ciao Lorenza. È caduta. Allora, peccato, no, perché ci tengo a Lorenza, perché è da maestra ed è una che vive la situazione. Vediamo se riusciamo a fare sto collegamento benedetto. Allora, Paola, non sono d'accordo perché? Perché una volta avevamo una politica, per quanto massacrante, ma che ascoltava e che cercava di dare un qualcosa al cittadino. Penso alla sanità, ad esempio Tina Anselmi, questa donna, perché è stata lei che ha portato alta la sanità nel Veneto, relegata su un angolo. Adesso c'è la rivalità, chi la pubblicizza di più, chi darà valore. Adesso che è morta dopo una vita forse si accorge che bisogna fare qualcosa. Postuma. Però ascoltavano i cittadini e cercavano, quando andavano a Roma, che diventavano parlamentari, di portare a casa qualcosa di quello che era richiesto dalla cittadinanza che li aveva eletti. E siamo diventati grandi.
Siamo diventati la quarta potenza mondiale. Non avevamo le multinazionali, avevamo gli artigiani, i piccoli industriali che facevano la casa vicino alla fabbrica perché sapevano il valore dell'operaio, il valore grande dell'operaio, questa persona che se stava bene lavorava anche bene. E adesso cosa ci ritroviamo? Da chi vai, Paola, a dire ho voglia di fare qualcosa? Che quando vedono che scendi in campo, che hai voglia di fare qualcosa di buono, ti seguono, perché non è che ti vedono come una risorsa, ti vedono come un rivale, un pericolo che toglie la possibilità a loro di avere la visibilità e di spendere i nostri soldi pubblici come vogliono. Una volta non era così. Cioè, una volta si diceva si stava meglio quando si stava peggio, ma avevamo la democrazia cristiana, cioè almeno ci lasciavano qualcosa da mangiare. Adesso non ti lasciano neanche le ossa, Paola. Anzi, ti spremono. Adesso ho sentito, oggi leggevo, che adesso tutto questo buco delle Olimpiadi, miliardi, qual è il problema? Pagherà il governo? Come pagherà il governo? Ma siamo noi. Ma scusa, di che sono questi capricci voluti da qualcuno? Perché, per carità, con tutto il rispetto che posso avere per le Olimpiadi e le Paralimpiadi soprattutto, che sono andate proprio sotto nota, non si è visto pochissimo, perché è la verità. Adesso dobbiamo pagare i capricci di qualcuno perché un giorno si è svegliato e ha detto ma io vorrei fare questo. Sì, ma non coi soldi tuoi, coi soldi pubblici. E in questo momento i soldi pubblici servivano, come hai spiegato bene Paola Canziani, ai servizi alle persone, alle fragilità, a fare le case, ma non case da ricchi, perché si continua a fare le case da ricchi. Dicono di attenzione all'acqua, poi fanno le piscine sui condomini, le vasche da bagno grandi 50 metri. Ce la racconta e noi ci crediamo, è questo che io dico, sveglia Veneti, ma non solo Veneti, perché là è il problema, è là il problema, Paola Canziani, che ce la raccontano come vogliono, ma coi nostri soldi fanno le cose che poi dobbiamo pagare nella vita e le pagheranno i giovani, sono gli unici che protestano, gli unici. Chi è che protesta? Il diversamente giovane? L'operaio? Chi è che protesta? Chi è che protesta? Il fragile? Io ho dovuto fare assieme ai genitori una mostra che si chiama, Paola, che ti inviterò, oppure la vedrai. Io ci sono per far vedere che queste persone esistono, che possono lavorare, hanno diplomi, invece non sono inserite, tanto pago la multa ma non l'assumo perché non mi fido. Perché non c'è trasparenza sulla comunicazione di quanto invece lavoro potrebbero fare e aiutare anche la società. Elena Bertorelli, ma cosa sta succedendo? In effetti è un po' così, come dice Mirella, come dice Paola. Secondo me è perché non c'è più il collegamento tra il politico che decide e il territorio. Magari un tempo avevamo la possibilità di esprimere delle preferenze quando si andava a votare. Si davano, magari a me piaceva un politico per il suo spirito dinamico, concreto, un'altra persona magari un altro politico perché è dedito all'arte. Adesso queste preferenze non ci sono più, quindi calano un po' dall'alto delle figure che io non contesto, che non siano preparate a livello accademico con dei titoli. Però forse c'è uno scollamento tra quello che sono le esigenze reali, concrete e urgenti, vorrei sottolineare, del territorio, che non arriva. Oramai si parlava della terza settimana, siamo quasi alla seconda settimana con gli stipendi e il potere d'acquisto minimale che oramai hanno gli stipendi italiani. Oltre a questo, cosa possiamo fare? Possiamo protestare, come dice Mirella, ma chi protesta? Sicuramente non le persone che vivono di una pensione sociale o minima, che non riescono a stare fuori a 40 gradi. Allora, cosa si potrebbe fare per creare anche comunità? Ci sono dei fondi per le oasi, le chiamano proprio oasi termiche, però non sono centri commerciali, nascono come delle strutture climatizzate in cui le persone, che molte non hanno l'aria condizionata in casa perché non se la possono permettere,
parliamoci chiaro, non tutti possono permettersi l'aria condizionata, almeno avrebbero queste strutture dedicate in cui andare a leggere i giornali, leggere un libro, fare 4 chiacchiere, quindi anche qua sarebbe però solo di comunità, senza scopo di lucro. Ferma. E chi va a prendere i fragili che non abbiamo i trasporti? E chi va a prendere i fragili per portarli in questi centri? Ha ragione. No, perché bisogna dirla tutta, sì, no? tutta. Perché noi facciamo questo per le fragilità. Certo. Quali fragilità? A chi ti rivolgi? Giulia da Venezia, vai Giulia! Sì, Mirella cara, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno Giulia. E anche ai tuoi cari ospiti che hai là. Mi hai sentita Mirella? Sì, sì. Sì, e allora Mirella, volevo dire anch'io che i soldi ci sono per pagare la cortina, le Olimpiadi, adesso vogliono la pista di ghiaccio, del pattinaggio del ghiaccio, tutto quella. Ma per le persone non ci sono, anche quelle anziane, anch'io non ce l'ho l'aria condizionata. Però Mirella, poi volevo dire un'altra cosa, quello che ha detto la signora là con la treccia. Elena. Elena Bertorelli, presidente Casa del Consumatore. Ma nell'alta velocità là che hanno fatto quella manifestazione, anche dove fanno le altre manifestazioni, ma come mai che quando è finita la manifestazione tranquilla arrivano quei personaggi là? I Black Bloc. Mirella, arrivano dall'estero, Mirella, ma non abbiamo l'Interpol che riesce a intercettarli. Perché non lo fanno? Perché? Se volessero saprebbero nome e cognome di tutti quei personaggi là, perché io penso che prima di arrivare qua prenderanno un treno o qualcosa, gli daranno i documenti e penso che riuscirebbero a capire chi sono. È inutile che ci raccontino le storiette che vogliono loro, perché dove vogliono loro i soldi ci sono e dove non vogliono non ci sono. E a riguardo di questi personaggi qua, la colpa è del governo che non sa gestire la situazione. Vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao Mirella e ai tuoi cari ospiti che hai là, che sono persone intelligentissime, sempre che li chiami tu ogni mattina. Ciao Mirella cara. Ciao cara Giulia, grazie, Giulia. grazie. Io cerco di portare alla realtà quello che succede, quello che c'è veramente, non quello che vogliono far vedere, che questa è la realtà che avete sentito anche questa mattina. Andiamo adesso a Venezia, andiamo a vedere truffe anziani questura. Anziani, soprattutto quelli nella fascia d'età sopra gli 80 anni, l'orario prediletto per il colpo, la tarda mattinata e il primo pomeriggio, sono i target e le modalità dei truffatori, la dinamica, quasi sempre la stessa, un figlio o un nipote in ospedale e l'urgenza di avere del denaro contante per coprire la spesa dell'operazione salvavita. Partita la campagna di sensibilizzazione e prevenzione alle truffe agli anziani promossa dalla Questura di Venezia e a lì, nei supermercati, cartelloni e LED wall in cui sarà possibile vedere il video prodotto dalla polizia, uno strumento semplice e immediato che attraverso esempi concreti e consigli pratici aiuta a riconoscere i più frequenti tentativi di truffa e indica i comportamenti corretti da adottare in caso di situazioni sospette. Pronto? Buongiorno, sono la dottoressa Grandi, chiamo dal pronto soccorso. Lei è il signor Mario Rossi, padre di Luigi? Sì, sono io. Mi dica, cos'è successo? Suo figlio è qui in ospedale, ha avuto un incidente col barchino. Sì, ha un barchino bianco e blu, mi dico sempre di andare piano, mi dica, ma come sta? Non è cosciente, dobbiamo operarlo urgentemente. Però l'operazione a pagamento serve subito un acconto di 3.000 euro. Si tratta di un reato che non è contrastabile esclusivamente con i metodi tradizionali, cioè quello delle pattuglie sul territorio e anche delle investigazioni che pure facciamo e ci stanno dando buoni risultati, ma bisogna che le persone siano effettivamente informate in modo anche martellante. Noi dobbiamo fare in modo che le persone siano allertate, loro
appunto gli anziani, le potenziali vittime e i loro familiari. 40 le truffe nel territorio di Venezia dall'inizio dell'anno, 20 messe a segno, le altre fallite o sventate. Sono ancora alti, io dico con rammarico che mentre appunto praticamente tutti gli altri reati sono in costante calo, quello delle truffe stenta. Negli ultimi mesi devo dire che qualche risultato positivo si sta registrando. Un decremento di circa il 10% negli ultimi mesi. Con l'avvio della campagna all'interno dei supermercati si punta ad incrementare la percentuale e arrivare in modo più capillare alle persone. Uno dei nostri obiettivi è quello di migliorare il territorio in cui operiamo. Questa è un'iniziativa importantissima per migliorare la sicurezza del territorio in cui operiamo, quindi per noi siamo veramente felici di poter contribuire e fare la nostra parte per aiutare le persone più fragili. Abbiamo Iole da Voi Euganeo. Ciao cara Iole. Ciao Mirella, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Ascolta Mirella, volevo dirti una cosa, tu sai la situazione, siamo alle solite e anche peggio. Sai che mi hanno mandato, ti avevo detto che mi mandavano un operatore dal posto dell'operatore, l'assistente sociale domiciliare che veniva, mi hanno mandato un'ora un ragazzo, ma naturalmente tu sai che quando entra uno in una famiglia che conosce niente fa quello che può. Me l'hanno mandato, comunque al terzo giorno io non l'ho più visto. Poco mi aiutava, però non gli interessa niente e addirittura l'operatore che è andato in ferie mi ha risposto che non mi devo neanche lamentare perché a me mandano qualcuno, agli altri non mandano niente. Cioè, ti mandano qualcuno, Mirella, nella situazione che ci troviamo, che è caldo, bisogna lavarli questi pazienti, questi ragazzi, queste persone che hanno questa fragilità come dici tu, bisogna lavarli, non puoi stare 8 giorni senza lavarli. Ecco, sono in difficoltà da morire. Perché il ragazzo che mi viene a aiutare, quel ragazzo del Bangladesh, Sharif, lui povero mi sta aiutando, viene un'ora alla mattina prima di fare il secondo servizio dall'altro suo datore di lavoro, ma quanto riusciamo ad andare avanti così io e lui? Perché dobbiamo farci 4 giri al giorno, è pesantissimo, siamo stanchi tutte e due perché sono 3 mesi che facciamo così e nessuno fa niente. Non mi ha chiamato Mirella, nessuno, dell'assistente sociale, nessuno. Io non so niente da parte di nessuno. Per quanto noi facciamo e protestiamo, ci dicono che siamo dei rompi e basta, e che mi lamento solo io e basta. Io non so più che cosa fare con questa gente, Mirella, perché adesso tutti vanno in ferie, e di noi non gliene frega niente nessuno di quella gente lì, non gli importa assolutamente niente, è caldo, è freddo, ce la fai, muore a letto. Ogni tanto ne muore qualcuno anche in questo paese, è morto una settimana scorsa, hanno trovato morto a casa da solo, e uno il mese scorso, quindi c'è qualcosa che non funziona. No, tutto non funziona, non qualcosa, specialmente per le fragilità, Iole, te l'ho appena spiegato. Grazie Iole, poi ti chiamo dopo la trasmissione, io dopo la trasmissione, vediamo in qualche maniera di riuscire, perché agosto non può passarlo così a un ragazzo, un uomo che vegeta, perché ha avuto un incidente stradale, 40 anni, che lei se lo cura, se lo gira, lei in sedia a rotelle perché la schiena non tiene più. Ecco, io vorrei capire veramente, avvocato Canziani, dove sono i diritti, perché tu senti solo di dovere, ma i miei diritti, ecco, chi li rispetta? Questa mamma che sta cercando in tutte le maniere di aiutare questo figlio che vegeta sul letto, Romano, che saluto, ecco, che lo tiene con la massima cura, ma non ce la fa più, la schiena ha ceduto, non regge. Ecco, avvocato Canziani, ma ecco, i diritti di queste persone, perché nella carta ci sono, in effetti Ioli nella carta dovrebbe avere 9 persone che la seguono, visto le condizioni, ma in realtà non ha nessuno. E tutti passano il cerino. La colpa quasi quasi è di Iole e di Romano. Prego, avvocato Canziani. Beh, è una storia veramente dolorosa e estremamente triste, purtroppo non è la sola. E in effetti, che cosa dire? A volte si è veramente senza parole di fronte a queste situazioni, perché noi abbiamo dei diritti come cittadini, certamente, lo Stato, le regioni, chi è incaricato di fornire questi servizi dovrebbe mettere in atto
qualsiasi tipo di attività, perché questi servizi, soprattutto in situazioni che sono gravi come questa, per non dire gravissime, dove non c'è possibilità di un altro tipo di soluzione. È chiaro che se uno avesse le possibilità economiche avrebbe già sistemato le questioni, però noi sappiamo benissimo che non tutti hanno disponibilità economiche illimitate. Noi come associazione ci proviamo, ma anche noi abbiamo molto spesso dei muri davanti, dei veri e propri muri di gomma, perché il funzionario pubblico, quando non sa che cosa rispondere, si trincera dietro a un burocratese che conosciamo tutti molto bene, dove la sostanza del discorso è sempre quella: non ci sono soldi, non ci sono fondi a disposizione, e questo è gravissimo sull'assistenza domiciliare e altrettanto grave sull'assistenza ospedaliera, perché teniamo presente che anche lì ci sono tutte le problematiche: non ci sono infermieri, non ci sono gli OS, non ci sono i medici, non c'è questo, non c'è quello, non c'è quell'altro. Poi è vero che come cittadini noi avremmo anche un altro diritto, che è capire come vengono allocate le risorse finanziarie che le regioni hanno a disposizione sulla gestione della sanità. E sarebbe bello dire tu hai questi fondi, come li sistemi. Mi viene fatto anche di dire tutti quei benedetti fondi del PNRR che abbiamo ricevuto, c'è una rendicontazione di dove sono andati a finire, perché adesso dovremmo pure anche restituirli all'Unione Europea. E la domanda che uno si pone, poi il bello è che con tutto questo gran affluire di informazioni continue, alla fine tutto entra in un calderone e le persone poi si dimenticano. Ma in realtà noi abbiamo avuto questi fondi erano destinati alla sanità, e chi deve gestire, ha dovuto gestire questi fondi, è stato responsabile di questi fondi, dovrebbe pure rendicontare i fondi dove sono andati. Per esempio ci sono dei piani sulla gestione domiciliare, in Lombardia stanno partendo un po' a rilento e con una certa fatica le famose case di comunità, che hanno creato poi problemi con i medici di medicina generale. Adesso sembra che si siano risolti. Le case di comunità sono quantomeno un riferimento territoriale dove le persone, non in questo caso ovviamente, o comunque in casi in cui magari c'è bisogno di una prima valutazione, di un primo esame, di un primo contatto, è un luogo in cui si eroga sanità e si erogano servizi sociosanitari, quindi sono già un passaggio. Domanda: in tutte le regioni sta succedendo? Ripeto, in alcune sì, Lombardia sì, con fatica e un po' a macchia di leopardo, che sappia io nel Lazio sì, con fatica a macchia di leopardo. Però ci devono essere dei programmi, dei progetti che non finiscono da qui a lì, sono progetti che devono avere cadenza quantomeno quinquennale, decennale, e le persone hanno assolutamente il diritto come cittadini di sapere i soldi pubblici dove vanno a finire, come vengono investiti, quale criticità c'è in ogni territorio. Per esempio, c'è necessità di assistenza domiciliare in un determinato territorio, investiamo in quello. C'è necessità di avere non so, una medicina di urgenza in un altro territorio, perché sennò uno deve fare chilometri e chilometri, e se ha un incidente d'auto deve andare in un'altra regione, magari perché lì non c'è medicina d'urgenza altamente specializzata e qualificata. Investiamo in quello. Però di tutte queste cose si perde, sono tutte notizie che si perdono. Poi naturalmente quando ci saranno le elezioni arriveranno tutti a dire no, ma io ho fatto questo, ma io ho fatto quello, no, però bisognerebbe fare quell'altro e quell'altro ancora, e poi continuiamo in questo flusso continuo dove io personalmente mi sento persa. Non so voi, però mi sento un po' che vado con la corrente, e anch'io, anche come associazione, ripeto, ho delle difficoltà. Certo. Però, avvocato Canziani, lei ha toccato un tasto delicato, che sono i fondi del PNRR. Allora, questi fondi, come dice lei, erano destinati alla sanità, ma soprattutto al terzo settore. E qua apriamo una pagina enorme. Sono stati dirottati su cose che non possono essere servizi alla persona.
Perché sono colate di cemento al momento. Perché io non devo essere fortunata di essere in quella regione, di avere quei medici, quegli infermieri, quell'assistenza. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto indipendentemente da dove sono nata, perché pago le tasse. Cosa è successo? Corretto. Che le colate di cemento hanno prodotto le case di comunità, già fallite in Francia. Però siamo ottimisti. E noi dobbiamo essere ottimisti. Siamo più bravi. Funzioneranno. Però mancano i medici. Ma i medici di famiglia non ne volevano sapere. Ma chi me lo fa fare? Non tutti hanno firmato, hanno dovuto alzare i costi perché questi medici, almeno qui nel Veneto, ecco, andassero in queste case di comunità. Ma quante sono state costruite? Quante riusciranno a partire e dare i servizi veramente che servono alla persona? Sono stati chiusi ospedali e ospedaletti perché dicevano che erano una perdita, non una risorsa. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che era vero questo? Per trovarci cosa? A monumenti che non sappiamo neppure come funzionano perché siamo scarsi di tutto? Molti medici hanno lasciato posti di lavoro da anni perché non riuscivano più a capire. Ma di noi, cara avvocato Canziani, non gliene frega niente. L'importante è la visibilità e i soldi che posso recuperare facendo queste colate di cemento. Tanto è vero che si parla di cosa? Di quarta, quinta corsia. Si parla di cose che al momento non servono a questo cittadino che è in grande difficoltà, che è diversamente giovane e non sa più rivolgersi. Ma chi se ne frega? Tanti soldi io li ho, se ho bisogno pago. Il problema non mi tocca. Vado nella sanità privata, ecco, vado nella residenza, nei co-housing e pago. Qual è il mio problema? Il problema che ha la mia famiglia? Non ce l'ho perché ho tanti soldi. Il privato non dovrebbe essere un obbligo, dovrebbe essere una scelta, non un obbligo perché sto male e devo assolutamente curarmi e andare là. Dovrebbe essere una scelta, invece è diventato un obbligo perché non troviamo risposte, liste d'attesa enormi. Assolutamente. Ma è inutile, non contiamo niente, loro l'hanno capito, ci hanno tolto perfino le preferenze. Avvocato! E se anche andiamo a votare con le preferenze, ci mettono chi vogliono loro. Certo. Bertorelli, allora non siamo consumatori tutti? Siamo tutti consumatori, tutti quanti, in qualsiasi momento della nostra vita noi e dobbiamo avere dei diritti. Allora, hai ragione Mirella per quello che dici. Per quanto riguarda la signora Iole che si trova in una situazione non grave ma gravissima, il punto di riferimento della signora è il comune. Quindi bisogna, perché non può essere che nella situazione della signora Iole, con una persona in stato vegetativo, purtroppo ha avuto l'incidente, lei in sedia a rotelle, possa disporre solo di un'ora la mattina di un ragazzo anche con cui si trova bene, mi è sembrato di capire, punto e fine. È di tutta evidenza che la signora Iole e il figlio Romano hanno diritto ad avere molte più ore perché l'assistenza non finisce con l'assistenza del figlio ma dovrà iniziare anche con l'assistenza della signora. Ferma. Ma certo che il sindaco è venuto in trasmissione, siamo andati anche in regione, abbiamo anche un avvocato perché abbiamo dovuto prendere anche un avvocato, ma non si muove paglia perché tutti passano il cerino. Allora l'avvocato ha detto qui, noi facciamo quello che possiamo, è tutto sotto controllo, i servizi sociali, poi avete sentito Iole. Un'ora, non è possibile. La regione, l'abbiamo detto a tutti, chiesto incontri, nessuno chiama. Niente. Anche se vengono qui e dicono oh, non ho numeri, io mando numeri, mando tutto perché cioè non è che lo mandi, chiamo. Però poi mi arrabbio, Canziani, mi arrabbio tanto. E allora, no, ferma. Allora cosa dice la politica Mirella? Che sono una rompi, chi credo di essere, che i loro problemi, a parte che non me ne frega niente proprio di quello che mi dicono, il problema è riuscire a capire chi vincerà alla fine.
perché io sono come il giapponese, mi siedo sulla riva e aspetto che il nemico passi. Prima o dopo passerà, no? Passa. Possibile che non passi per Sì. vari motivi, ma prima o dopo passerà sto nemico. Passano sempre. E sa, la mia forza qual è? I giovani anziani. Ecco, io ho fiducia nei giovani. Nei giovani perché hanno capito il loro futuro. È che veramente anche loro fanno fatica. Però quando questa ragazza, questa studentessa mi ha detto: Mirella, prima o poi ce la faremo e avremo noi il timone in mano. Questa mi dà molta speranza, Avvocato Canziani, perché nonostante cerchino di buttare fango su questi giovani, che cercano invece di reagire a questo sistema marcio, io sono convinta che ce la faranno. Cosa dice Elena? Anche secondo me, anche se cercano comunque di delegittimarli, è questo in sostanza, la nostra forza risiede sicuramente nei giovani. Quello che ci ha detto prima la signora Giulia, che ha chiamato, in cui diceva bene, i giovani hanno protestato contro l'alta velocità. Però poi alla fine subentrano delle forze violente che creano danni, rovinano macchine, creano incendi e questo delegittima la protesta. Allora dice la signora, giustamente la signora Giulia, ma perché non li fermano? Perché conoscono tutto, perché saranno sicuramente profilati. Fatto sta che non li fermano. Intervengono sempre e lo sanno perché lo sanno? Perché i carabinieri, naturalmente le forze dell'ordine, con sempre pieno rispetto delle forze dell'ordine, perché non dipende neanche da loro, vanno già vestiti da antisommossa, quindi proprio per andare contro delle persone che sanno già che troveranno. Quindi i giovani devono in tutti i modi farsi sentire, protestare, manifestare, perché è il loro futuro, il futuro è loro, loro sono coloro che andranno in avanti, cercando di mantenersi ben lontani da quelle fazioni facinorose di violenza che non portano risultati, ma anzi delegittimano la legittima protesta. Quindi io ho grande fiducia nei giovani, ho molti collaboratori giovani e vedo che nel momento in cui sono giustamente motivati e hanno un obiettivo, che magari operano in un ambiente dinamico come noi siamo come associazione consumatori, vedo che fanno tantissimo. Quindi per me sono i giovani il futuro. Allora adesso invece io voglio capire con Paola Canziani, l'avvocato Paola Canziani, gruppo italiano per la appunto sclerodermia, cos'è questa patologia, spieghiamola bene, cosa consiste in questa lotta e come siete presi, perché da quello che sento non è mica facile essere ascoltati nonostante queste gravi patologie. Prego, avvocato Canziani. La sclerodermia o sclerosi sistemica è una malattia molto, molto grave, cronica, fortunatamente rara ma non proprio rarissima, che colpisce prevalentemente le donne, anche giovani, e quindi crea problemi anche per quanto riguarda ad esempio la maternità. E una persona se la porta dietro tutta la vita. Ci sono adesso delle cure, dei farmaci che la limitano e fanno in modo che non si sviluppino subito gli effetti più gravi, però diciamo che parte inizialmente con dei disturbi alla pelle. Primo campanello d'allarme sono le mani, che diventano molto sensibili con il freddo e cambiano colorazione, quindi quando ci accorgiamo che per esempio le mani diventano rosse, poi bianche, poi blu, quindi ci sono dei problemi di circolazione, sarebbe opportuno andare dal medico e fare un esame molto semplice, non invasivo, che è la capillaroscopia. Quindi viene messo una specie di device, una specie di clip sull'unghia, in modo che si verifica lo stato dei capillari e come funziona la circolazione. Detto questo, poi i problemi che comporta la malattia sono multiorgano, perché colpisce sistemica, può colpire qualsiasi organo, dal cuore ai polmoni, all'intestino, al tratto gastrointestinale, alla circolazione, alla pelle. E un'altra cosa che
purtroppo si verifica, e stiamo parlando prevalentemente del sesso femminile, poi ci sono anche casi al maschile che sono peraltro molto ma molto gravi e forse anche peggio di quelli che solitamente colpiscono le donne, è anche un progressivo cambiamento dei connotati fisici, perché si assottigliano le labbra, ci sono problemi col collagene e quindi il viso modifica la propria fisionomia. E questo Avvocato, anche non è molto facile da accettare. Se non mi cade la linea, poi riprendiamo, Avvocato Canziani. Mi scusi, ma purtroppo funziona così. Abbiamo Italo Guglielmo da Padova. Vai Italo Guglielmo. Buongiorno a tutti e grazie per la bella trasmissione. Grazie. Io, Mirella, volevo dire una cosa. Ci sono 3 frasette che mi hanno aiutato a vivere e sono arrivato a 77 anni, che non sono proprio pochi, anche perché godo di una discreta salute ringraziando il cielo. Le 3 frasette sono queste: le belle parole non sono vere. Naturalmente non mi riferisco né a te né ai tuoi ospiti né alla tua trasmissione, però questo aforisma, io lo chiamo così, è molto molto vero, perché uno che ti dice delle belle parole ha sempre una finalità recondita dentro di sé e tu non la conosci. La seconda, detta da un noto politico, diceva agli oppositori: il potere logora chi non ce l'ha. E un attore cinematografico che rappresenta tutti gli italiani disse in un film ai suoi sudditi, e noi volenti o nolenti siamo tutti sudditi: io sono io e voi puntini di sospensione. Ti saluto e ti ringrazio per le belle trasmissioni che fai e tu sai che io ti seguo sempre molto volentieri e con molta attenzione. Grazie. Grazie a te, caro Italo Guglielmo, grazie. Io cerco di portare la vostra voce, come quello che dico io e quello che sento quando giro per la strada, nei supermercati, al banco alimentare, perché mi fermano, mi dicono, anzi saluto anche Bruna, che è una diversamente giovane, che stanno cercando di fare una truffa, ecco, perché sono fragili e stanno cercando di portargli via tutto quello che ha, e perciò Bruna, un grande abbraccio, vedremo chi la vincerà. Allora, Avvocato Canziani, mi scusi se l'ho interrotta, proseguiamo, prego. Quindi dicevo che le problematiche sono sia collegate all'interno del corpo, agli organi che vengono colpiti, prevalentemente i polmoni che diventano fibrotici e quindi si ha difficoltà a respirare, serve il sostegno dell'ossigeno e nei casi più gravi addirittura il trapianto dei polmoni, del polmone o dei polmoni, delle difficoltà dal punto di vista cardiologico, ma anche, ripeto, questo cambiamento dei connotati, il fatto di guardarsi allo specchio e non riconoscersi più, perché questo diventa molto molto difficile. E accanto a tutto questo ci sono poi tutta una serie di questioni che sono importanti, questioni di natura psicologica. Una malattia cronica e altamente invalidante ti cambia la prospettiva della vita, ti cambia la modalità con cui ti rapporti con le altre persone, con il mondo del lavoro, dicevo prima anche con la maternità. E c'è il problema poi, quando la malattia diventa veramente molto molto invalidante, di chi ti sta vicino, che sono i famosi caregiver, che possono essere i familiari, come nel caso della signora Iole che abbiamo sentito prima, possono essere dei caregiver professionisti. Anche su questo punto si potrebbe aprire un lungo dibattito, perché adesso la ministra Locatelli, il ministro della disabilità, ha fatto questo decreto in base al quale il caregiver può ottenere una sorta di compenso, seppur minimale, per la propria attività che svolge. Però il ruolo del caregiver non è soltanto e solo la questione, che pure è importantissima e fondamentale, di dover utilizzare la legge 104, per esempio, avere anche poche prospettive di progressione della propria carriera, perché è legato alla persona che deve assistere, ma ci sono
anche per il caregiver delle grossissime problematiche psicologiche. A me è capitato di parlare con una persona che utilizza l'ossigeno e che non sempre può uscire, e lei è assistita dal marito perché sono solo loro due, e lei mi ha detto proprio ci piacerebbe organizzare qualcosa tipo una piccola vacanza, andare da qualche parte, però io nelle mie condizioni ho difficoltà, perché anche il fatto di avere l'ossigeno, al di là di essere un handicap proprio perché lo devi utilizzare, ma anche muoversi non è così scontato, devi comunque sempre avere e occuparti tu di, se nel posto dove vai c'è la possibilità di rifornirsi di ossigeno. Ma qua è il grande problema, da solo non ce la fai, con quei pochi soldi che ti danno non riesci, perché questi vanno veramente accuditi 24 ore su 24. Romano è un macigno, è un omone, lei lo tiene divinamente, ma sta cedendo, non ce la fa più. Abbiamo Adriano da Campalto, vai Adriano. Adriano? Pronto? Sì, io la sento. Prego Adriano. Ecco, allora, siccome hai scritto svegliati Veneti, no? Perché ormai stiamo dormendo un po' tutti, qui ci siamo alloggiati sul letto e ci facciamo un buon riposino tutti. Allora ho trovato vergognoso l'altro giorno che ho visto 14 miliardi di euro per le armi e non dai a queste persone, io non dico metti via 1 milione di euro per le armi, ma gli altri 13 miliardi potresti spendere un po' meglio, visto che ti riempi tanto la bocca che aiuti questa gente. Non ci stai aiutando. Cari Fratelli d'Italia, ve lo voglio dire, non state aiutando queste persone che hanno molti disagi. Poi la vergogna di questo governo che si permette di farti la carità, di darti 17 centesimi di sconto sul gasolio, su altre cose. Ma dove siamo arrivati qui? Ci stanno prendendo in giro, dopo succedono queste cose. Succede perché state scaldando la testa un po' alla povera gente, perché io prima o dopo mi auguro chi va a votare comincia veramente a svegliarsi fuori, perché a me sembra, come hai detto tu, votano sempre le stesse cose. Allora non stiano a parlare di mafia, perché la mafia la fanno loro sinceramente, perché mettono sempre le stesse persone, non decidi mai tu. Ecco perché la gente non va più a votare, perché alla fine chi decide è a Roma il partito, no, mettiamo questo, e chi lo conosce? Cosa ha fatto realmente sul territorio? Allora voglio dire, cari ragazzi, ha ragione la Mirella che dobbiamo veramente svegliarci, ma non possiamo fare niente, perché se facciamo qualcosa, noi che siamo persone oneste, ci becchiamo una denuncia, ci becchiamo quello, ci becchiamo quest'altro. Allora ci sono due parametri un po' sbagliati. Quindi direi che i 14 miliardi è ora di finirla, perché noi stiamo pagando l'Europa. Grazie Adriano, devo chiudere perché ho forato. Io ringrazio brevemente l'avvocato Paola Canziani, gruppo italiano per la sclerodermia, di essere stata con noi. Questa lotta continua che fanno queste persone, pensate, noi dovremmo sempre ringraziare queste persone che veramente lottano per tutta la comunità, perché il nemico è sempre da tutte le parti, non si sa mai a chi toccherà. Grazie avvocato Canziani, veramente grazie e complimenti. Grazie Mirella. Grazie, e invece Elena Bertorelli resterà con noi perché parleremo ancora di truffe, parleremo di fragilità, e adesso andiamo in fa anche rima pubblicità. Saluto e ringrazio il professor Giuseppe Baschirotto, presidente Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto. Buongiorno professore, non la vedo, so che c'è, eccolo qua. Grazie professore di essere qui. Mirella. Non so professore se ha seguito qualcosa della trasmissione, se si è collegato solo adesso. Volevo sapere come sta andando, cosa ne pensa di questa politica lontana 1000 miglia da quelle che sono le realtà e veramente i problemi dei propri cittadini, specialmente nelle malattie, e nella ricerca poi non ne parliamo. Prego professore.
Ma certamente ho assistito a parte del discorso sulla sclerodermia, ovviamente è una delle tante malattie rare che ovviamente fa parte di queste 8.000, 9.000, 10.000 patologie rare che ancora io oggi considero orfani della sanità. La sanità praticamente non dà un aiuto concreto se non in casi di situazione di acuto, cioè di situazioni gravi, ecco, però per la patologia specifica ovviamente non riesce a dare un contributo sostanziale. Elena Bertorelli, no? Prima c'è Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Ho telefonato quando c'era l'avvocato, ma adesso è andata via. Comunque, io ho avuto l'accompagnatoria dopo 5 visite in commissione con l'invalidità 100% senza accompagnatoria. Allora, queste commissioni e questi non so capirmi, e ogni volta bisogna presentare il certificato che ci costa 70 euro. Non è che ci facciano per niente, bisogna sempre pagare, e se lasci andare, io ho battuto chiodo su chiodo, non mi sono fermata e ho raggiunto quello che aveva di diritto. Mi hanno dato il contributo Cariver dalla regione 120 euro al mese. Non so se siamo pagate, e facciamo 24 ore su 24. Io l'assistente sociale l'ho visto una volta che abbiamo preparato le carte. Non ho più ricevuto telefonate, non ho più ricevuto niente, e io non vado a domandare la carità. Se mi spetta, devono darmi quello che mi spetta. Come alla signora del ragazzo, la mamma del ragazzo, insomma, è in condizioni, è in carrozzina lei. Ma dove sono? Dove guardano? Bisogna che provano per sapere qualcosa. Bisogna provare, non parlare. Perché E io 2 anni fa, a agosto, sono stata operata al tumore al seno. Ho fatto 1 anno e mezzo di chemio e mi sono sempre arrangiata. Non ho mai ricevuto niente. Grazie, arrivederci e buona giornata. Guarda Nadia, hai detto giusto, c'è qualcosa che non torna. Pensa che la convenzione che mi hanno appena rinnovato in provincia, ma non è colpa della provincia, del presidente, 2 anni, ecco, devo registrarla all'ufficio delle entrate. Ieri è andata la nostra tesoriera e ha dovuto portare 18 marche da bollo da 16 euro. 18 marche da bollo da 16 euro, per un totale di 288 euro. Ma non solo, mi ha detto che quando si è presentato in tabaccheria gli hanno detto: guardi che deve pagare in contanti, perché le marche da bollo devono essere pagate in contanti. Allora, Elena Bertorelli, cosa diciamo? Perché veramente c'è qualcosa che non torna, o che a loro i soldi piovono dal cielo e perciò qual è il problema? Perché ho detto il caso che riguarda le associazioni di volontariato per queste convenzioni all'ufficio delle entrate per registrare. Ma a chi serve sta roba? Dove vanno a finire sti soldi? Prego Bertorelli. Allora, purtroppo Mirella, come sempre hai ragione. Per quanto riguarda la signora Nadia, ha fatto bene, mi è piaciuto molto che abbia detto non mi sono fermata. Hanno voluto farmi 5 visite in commissione medica e io le ho fatte, e sono certa che se anche ne faceva 10 le faceva, perché purtroppo siamo arrivati a un punto in cui i diritti
perché è un diritto della signora avere l'accompagnatoria, no? Ma per avere un diritto bisogna lottare, quindi dobbiamo metterci purtroppo, dico io, ma in questo momento è così, nella mentalità di dire è un mio diritto, quindi io non mollo, io vado avanti e persevero fino alla fine. È evidente che poi il terzo settore non siamo, mi metto dentro perché anche noi siamo iscritti a RUNTS, non è che ci sia tutto questo aiuto, anzi la burocrazia è aumentata a dismisura per delle associazioni no profit, quindi persone che sono lì, che danno le proprie competenze per quanto riguarda l'associazione consumatori come volontari e hanno un rimborso spese, quindi non è una società. Dovrebbero agevolarle le associazioni di volontariato, anche perché siamo noi associazioni e naturalmente anche l'altro lieto ospite, il professor Baschirotto, lo può sicuramente dire, siamo noi associazioni che creiamo una sorta di cuscinetto tra le istanze del territorio e chi invece governa, perché altrimenti se non raccogliamo noi Mirella, ognuno per il proprio ambito, le istanze che vengono dal territorio e le portiamo dove si comanda, perché c'è un posto dove si comanda e lo facciamo vedere, sarebbe ancora peggio, però. E quello che voglio dire io, non è che agevolano le associazioni, che sono invece portatori di istanze, di interessi e di diritti dei cittadini. Sono sempre più... Ma Elena, 18 marche da bollo per una registrazione da 16 euro, non da 1 euro, da 2 euro. Ma a chi servono ste marche da bollo che non prenderà nessuno in mano quelle carte? Lo so. Professor Baschirotto, vediamo la locandina, devo correre perché il tempo è tiranno, vediamo anche la locandina che ha portato il professore, eppure ci raduniamo. Prego, professore. Dai, raduno. Certo, domenica 2 praticamente si svolgerà questo raduno importante di Baù, questa grande famiglia, direi io, a livello internazionale, no, dei Baù, unica poi, tra parentesi, mi risulta ancora attualmente a livello mondiale. Ecco, ed è una famiglia importante perché ovviamente nei secoli è stato sempre considerato un isolato geografico ed è un isolato geografico e da lì ovviamente sposandosi tra di loro hanno creato una variazione, una determinazione di geni che praticamente invece di danneggiare la persona forse arrivano a proteggerla. Ecco, noi abbiamo fatto questo studio importante su questa popolazione proprio per valutare attentamente questo meraviglioso patrimonio genetico che ovviamente, essendo un isolato geografico, porta a una riduzione di variabilità tra i diversi soggetti che vi appartengono ovviamente e costituiscono pertanto un preziosissimo e forse irripetibile possibilità di studio per le malattie multifattoriali. Essendo potenzialmente in grado di mettere in evidenza ovviamente questo studio fattori genetici e ambientali protettivi o predisponenti alle malattie complesse come diabete, cancro, ipertensione e altri aspetti, fattori legati alla salute delle persone. Ecco, noi cerchiamo di fare un'attività molto significativa e importante e aspettiamo molti quelli che vengono dall'estero, dall'America Latina oppure anche dall'Australia, perché è un raduno internazionale e quindi cerchiamo di raccogliere queste disponibilità perché loro donano il loro sangue per portare avanti questo studio importante. Cioè, professore, si sposano tra consanguinei praticamente?
Praticamente sono consanguigni, però ovviamente noi abbiamo un concetto di valutazione sulla consanguinità negativo. Evidentemente noi stiamo capovolgendo un attimino il discorso, ecco, perché a lungo termine con molta probabilità determina anche dei fattori di protezione. Ma avete chiesto l'autorizzazione a qualcuno? Perché qua bisogna stare attenti, che non ci sia qualcuno che dice no, non va mica bene sta storia qua, perché siccome non va bene niente le cose, ecco, che grazie proprio alla ricerca, alla scienza, alla tecnologia. È verissimo, Mirella, è verissimo questo che sta dicendo, perché certamente ci sarà un gruppo di medici che saranno a favore e un gruppo di medici che saranno contro praticamente questa ipotesi, però noi dimostriamo scientificamente, con valutazioni scientifiche vere, certe, che eventualmente questo è successo e succederà. Ecco, per esempio abbiamo già scritto degli articoli scientifici molto importanti, i quali io dico, qualcuno che ha dei dubbi vada a leggere questi articoli scientifici in modo tale che possa prendere atto di quello che noi abbiamo fatto e di quello che è stato scritto nell'articolo scientifico. Elena Bertolelli, cosa dice, Presidente, di questa scoperta, di questa voglia di andare sempre più avanti, ma per proteggere la persona, per aiutare la persona a vivere bene? Prego. Beh, accolgo con vivo stupore, perplessità, ma anche in maniera molto positiva questa ricerca che è stata fatta dal professor Mauro Baschirotti, che è stata esposta in maniera molto chiara. Giuseppe Baschirotti. Giuseppe. Ah, mi scuso Giuseppe. Perché effettivamente si pensava che sposandosi tra consanguinei ci fosse un deterioramento del DNA con varie patologie anche molto serie. Era pericoloso, dicevano. Era pericoloso. Invece rischiavi. Invece adesso abbiamo la protezione del DNA, quindi molto bene, beati chi è sposato con un baù, che dà vita a un patrimonio genetico più protetto rispetto a delle malattie molto importanti, come abbiamo sentito, come cancro, ipertensione e diabete. Professor Giuseppe Baschirotti, pure voi con lo studio del DNA, direi, se non siete stati i primi quasi, per far capire l'importanza del DNA, cosa esce dal DNA. Guardate che in pochi anni, grazie anche a questo istituto Mauro Baschirotti, si sono scoperte delle cose incredibili proprio col DNA. Prego, professore. Sì, dobbiamo purtroppo ricordare che siamo stati i primi nel 1992 a fare un convegno internazionale sulla terapia genica delle malattie. E lo abbiamo fatto qua a Vicenza, si pensi, che è venuto anche Watson, lo scopritore del DNA. E allora nel 92, ricordiamo, non c'era neanche internet, non c'era nemmeno il telefonino, c'era soltanto la carta termica della stampante, ecco, del fax. Quindi praticamente eravamo nella preistoria della genetica e nessuno ci credeva nella possibilità di correggere in modo definitivo l'errore che quel gene creava. E noi invece abbiamo sconfessato il mondo scientifico, perché ovviamente da allora a poi siamo arrivati alla prima sperimentazione mondiale di cura del sistema nervoso centrale con la terapia genica, finanziato al San Raffaele di Milano, la prima sperimentazione mondiale. Gli americani hanno capito l'importanza, si sono precipitati a San Raffaele e hanno appreso la metodica e applicata ad altre patologie, ovviamente. Ecco, adesso invece, a distanza di tanti anni, si sta parlando molto di più di terapia genica e noi abbiamo anche qua un altro progetto importante che è il primo al mondo, l'unico al mondo adesso, che stiamo finanziando per la malattia di Lafora. È una epilessia particolare giovanile. I ragazzi fino a 10-12 anni praticamente corrono, vanno a scuola normale, eccetera. Qualche sintomo nel giro di 6, 7, 8, 10 anni se ne vanno.
quindi una malattia terribile, letale, e noi stiamo finanziando, sostenendo questo progetto importante presso l'Università di Madrid in collaborazione con l'Università di Perugia. Quindi un progetto multidisciplinare che abbiamo già raggiunto sull'animale risultati splendidi. Ora aspettiamo delle certificazioni di quei vettori che devono passare la barriera ematoencefalica per poter andare in sperimentazione clinica. Quanto prima riusciremo a raccogliere questi 2 milioni necessari per poter avere la certificazione, quanto prima facciamo la sperimentazione clinica e possiamo salvare molti pazienti di questa malattia. Ormai la terapia genica è appresa, valutata e anzi stiamo sostenendo molto tutte le forme di prospettiva terapeutica con la terapia genica. Volevo soltanto fare una notazione, se mi date la possibilità. La terapia genica costa. La terapia genica per la leucodistrofia metacromatica a San Raffaele di Milano costa 2 milioni. La terapia genica sull'anemia falciforme che verrà fatta a Perugia costa 2 milioni. Ma i 2 milioni non sono costi, è un investimento, perché io con un unico intervento faccio guarire il paziente e quindi non ho più dopo ripetizioni di visite, controlli e via di seguito. La sanità, il sistema sanitario, quei 2 milioni se li recupera nel giro di 10 anni perché tolgo dalla cronicità un paziente. Questa è una cosa da valutare e da far conoscere e per fortuna siamo riusciti a far sì che la sperimentazione del San Raffaele Milano attualmente è una terapia passata dal sistema sanitario nazionale. E un'altra terapia che stiamo facendo adesso a Perugia sull'anemia falciforme, anche questa dovrà essere considerata come terapia e quindi passata dal sistema sanitario nazionale. Professor Baschirotto, adesso l'area in regione è cambiata, ci sono nuove figure, lei ha cercato anche di capire prossimamente come funzionerà anche a livello di ricerca con la regione? Certamente la regione deve adeguarsi e ovviamente è sempre un po' legata, no, alle indicazioni nazionali e via di seguito, ma la regione deve adeguarsi a queste nuove sperimentazioni e prospettive di terapie. Ecco, la prospettiva di terapia genica è la prospettiva del futuro, noi stiamo investendo molto, noi siamo convinti, siamo stati i primi convinti. Tutti gli altri erano scettici, adesso un po' alla volta si stanno convincendo ancora. Però ci sono le multinazionali che ovviamente non ci vedono di buon gusto e che se con un unico intervento io elimino tutti quei benedetti farmaci che quel paziente ovviamente acquisirebbe nei 20, 30, 40 anni di vita, 50 anni di vita. Quindi ovviamente non siamo ben visti dal mondo produttivo sanitario. Avete capito? L'ha detto il professor Giuseppe Baschirotto, io volevo proprio che arrivasse a questo. Chi è che ferma questa ricerca? Chi è che non dà i soldi per cercare di migliorare la qualità della vita alle persone che sono colpite da queste malattie rare? Allora Elena Bertorelli, ma questo consumatore alla fine che sente che le Olimpiadi sono costate 10 miliardi, ma perché servivano al territorio, come turismo, come infrastrutture, poi i conti non tornano perché i turisti non ho capito se magari ci spiegano come funziona e dove veramente serve per la qualità della vita della persona non ci sono mai soldi. Ecco, questo consumatore che hanno messo con le spalle al muro, perché che forza ha di combattere? Dove va a combattere? Con quali armi? Prego, vede tutto aumentare, tutto cresce, 2 stipendi non bastano più neppure per arrivare a fine del mese? C'è una tempesta perfetta, Mirella, perché abbiamo il caro carrello, il caro alimenti, il caro bollette, il caro gasolio. È vero che adesso hanno diminuito con un decreto legge di questi 17 centesimi al litro per il diesel,
però fino all'8 agosto, il 6 agosto, quindi una cosa molto, molto breve e sicuramente non determinerà sicuramente l'abbassamento dei prezzi, perché purtroppo non è solo a causa degli aumenti reali del carburante, si creano anche delle bolle speculative, lo dobbiamo dire, non tutti naturalmente, ma molte persone, molti esercenti, anche per paura del futuro, perché temono di dover chiudere l'attività nel futuro, perché siamo tutti comunque sotto lo stesso cielo, aumentano i prezzi, oppure i fornitori aumentano la scatola del prodotto e dentro apriamo una scatola bellissima grande così e c'è un prodotto piccolo così, ed è una condotta commerciale scorretta. Questo l'hanno iniziato a fare molti fornitori, anche importanti, anche noti. Quindi cosa devono fare i consumatori? Mi allaccio un'altra, intanto lancio questa ulteriore truffa sul ticket sanitario. In periodo di presentazione del 730 vi chiamano o con SMS o vi telefonano dicendovi che avete una possibilità di ricevere un credito per i ticket sanitari pagati in più. Attraverso questo, che fatalità è sempre nel momento giusto, attraverso questo sistema carpiscono la vostra fiducia, vi danno un link e invece che naturalmente ottenere un credito vi rubano i soldi dalla carta o dal conto corrente. Io in questo momento saluto e ringrazio perché naturalmente noi raccogliamo anche tutte queste truffe che poi cerchiamo di spiegare quando abbiamo queste splendide occasioni come da Mirella, che è molto sensibile per questa situazione. Ringrazio il signor Guido che è riuscito a sventare, naturalmente anche tuo fedele telespettatore, che è riuscito a sventare proprio una truffa del ticket sanitario, perché ha capito che c'era qualcosa che non andava. I consumatori devono rivolgersi alle associazioni consumatori, anche la signora Iole. Chi si trova in un problema, che ha davanti un muro, rivolgetevi con fiducia alle associazioni consumatori iscritte al CNCU, perché non basta chiamarsi consumatori riuniti, cioè ci vuole, alcune associazioni si chiamano associazioni consumatori, ma bisogna essere iscritti nei vari enti istituzionali, perché così veniamo controllati nel senso positivo del termine, no? Recatevi con fiducia all'associazione consumatori per dire il vostro problema. In questo caso, ad esempio di Iole, cosa può fare la sua associazione? Diffidare il comune. Ah, okay. Cioè noi come associazione consumatore, nel caso della signora Iole, che è in una situazione grave lei, perché è in carrozzina, ricordiamolo, e lei dovrebbe gestire H24 un figlio molto pesante, cioè robusto, mi è sembrato di capire, sì, in uno stato vegetativo, è evidente che il nostro primo riferimento è l'assessore, il sociale. Allora, siccome che Iole mi ha delegato, mi ha dato carta bianca, io al presidente Elena Bertorelli darò il numero di Iole da voi, in maniera che vi sentite. Proviamo anche con le associazioni consumatori. Qualcuno riuscirà pure a rispondere prima o dopo per vedere di risolvere il problema. Cioè la via dell'associazione è andare sui giornali, se no... Esatto, perché non c'è altro da fare, bisogna soprattutto aiutare Iole. Bisogna lottare. Non è che possa aspettare in eterno che qualcuno si decida ad aiutarla. Allora vediamo ancora la locandina che ha mandato il professor Giuseppe Baschirotto per capire l'importanza di questo raduno. È un raduno anche scientifico, è un raduno di ricerca per capire, per migliorare, per vedere. Ecco, cosa ci aspetta il professor Baschirotto e chi avete invitato? Perché siamo curiosi. Sì, le racconto un piccolo fatterello che è successo qualche anno fa. Alle 8 del mattino abbiamo aperto la porta dell'ambulatorio dove facciamo i prelievi e si presentano 3 signori, 3 uomini. E abbiamo chiesto da dove venivano, mi hanno detto dal Brasile. E tutti e 3 erano fratelli, tutti e 3 professori universitari, tutti e 3 medici, uno ginecologo, uno anestesista e uno genetista, che ovviamente lavoravano in 3 ospedali diversi
che tutti e tre sono figli di Baù e loro si chiamano Baù. Allora, questo dimostra quanto è importante questo studio, cioè 3 professori universitari sono stati i primi a mettersi lì a disposizione per dire: io ti do il mio DNA, cerca di studiarlo bene. Ecco, è una cosa molto bella questa qua, carina. E ovviamente lì ci saranno delle visite di rilievi, ovviamente cercheremo di misurare un po' tutto quanto, faremo una fotografia attuale della persona, di quel Baù, cercheremo di fare anche l'albero genealogico e via di seguito, e quindi ovviamente il prelievo. La cosa importante secondo me è questo, che queste piccole annotazioni che abbiamo già fatto pubblicamente anche tramite la rivista, tramite il giornale, ovviamente è per dire: guardate che nell'altopiano di Asiago potrebbe esserci un qualche fattore importante che dà delle caratteristiche diverse e cerca di potrebbero proteggere la popolazione. Individuare questo è veramente una cosa molto, ma molto importante, non soltanto per l'altopiano di Asiago, ma per tutta la popolazione. E quindi cerchiamo di fare il nostro massimo e invitiamo quei Baù che ancora non hanno aderito, diciamo, all'iniziativa, di sollecitare eventualmente quelli che hanno aderito, di sollecitare quelli che non hanno aderito, scusatemi l'inciampo delle parole, ecco, e poter far sì che abbiamo un buon numero di prelievi per maggiormente verificare e approfondire questi particolari aspetti. Avete che non invitato sono il sindaco di Asiago, spero, professor Baschirotto, avete invitato il sindaco di Asiago? Beh, il sindaco di Asiago non è mica un Baù. Non importa, è sempre un sindaco importante che può diffondere veramente e anche aiutare certamente, per una persona noi ovviamente, ma la festa di Baù non è che la organizziamo noi, la festa di Baù la organizza la Proloco di Stoccaredo insieme con la Proloco di Gaglio. Noi siamo gli elementi che vanno lì a prelevare questo materiale preziosissimo che sembra oro, per noi colato, ecco, oro, da valutare dal punto di vista scientifico. Ecco, noi facciamo questo tipo di azione. Beh, io spero veramente che l'organizzazione della festa è tutto quanto... ho capito io, però qualcuno deve dirglielo, perché ogni tanto qualcuno si dimentica di invitare chi potrebbe anche aiutare, dare una mano anche come informazione e come diffusione, visto che parliamo di Asiago, e penso che anche un sindaco che veramente è anche sul pezzo, devo dire la verità. Grazie professor Baschirotto, veramente grazie. Elena Bertorelli, con quale messaggio ci lascia? Io lascio sempre con una notizia positiva. Allora, proprio perché l'anno prossimo sarà ancora peggio, voglio dire, no? Perché tutti noi consumatori andremo tutti nel mercato libero luce e gas. Non ci saranno più le categorie protette, vulnerabili, scelte graduali, quindi andremo in un mercato libero in cui c'è la totale concorrenza di luce e gas. Allora, per chi volesse farsi monitorare i consumi di luce e gas da noi, Casa del Consumatore, quindi ente assolutamente indipendente, terzo, eccetera, mandi una mail a veneto@casadelconsumatore.it. Ripetiamo Elena, veloce, perché sono in chiusura. veneto@casadelconsumatore.it, e noi vi manterremo controllati i vostri consumi dicendovi: guarda che il fornitore che è adesso, per esempio, non è idoneo. E detto questo, io ringrazio veramente Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore Veneto, di essere stata con noi. Affidatevi a queste associazioni perché vi possono aiutare. Grazie veramente, grazie anche al professor Giuseppe Baschirotto, Presidente Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, veramente grazie professore, saluti sua moglie, veramente grazie a questa veramente fondazione che sta cercando. Mirella, certamente quando la vedrò però. Ah, sicuramente quando vuole lei, professore, guarda, quando la vedrà lei. Grazie, grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato.
Ciao cari amici telespettatori, oggi siamo a Marghera e stiamo incontrando Daniela e Stefania. Che storia è la vostra? La nostra è una storia un po' particolare, noi viviamo in questa casa, però abbiamo uno sfratto... La casa è del latte? Sì, è casa del latte, adesso abbiamo una proroga di 6 mesi fino a luglio, poi vedremo. Ascolta Stefania, quanti anni hai? Ne ho 25. Che lavoro vorresti avere? Un lavoro qualsiasi perché ce n'è bisogno. Accetto qualunque cosa venga. Andiamo a prendere la borsa della Mirelluzza di Rete Veneta, venite? Dai ragazze, forza! Attenta che non si rompa. Permesso, permesso, eccoci qua. Casa di Daniela e Stefania. Daniela, quanto pagavi di affitto o paghi di affitto? Allora, c'è tanto che non lo paghi. Sì, appunto. Allora, adesso come adesso abbiamo un affitto di 220 euro. Mi è arrivata la bolletta della luce, sono altri 130 euro. Mio marito ne prende 280 di pensione, non so come che si fa ad andare avanti. Sono senza parole, cioè i biscotti, il latte, sono cose davvero importanti. Vieni qua che io prendo una cosa bella. Sì. Allora, chiudi gli occhi Daniela. Voilà Daniela. Grazie di cuore alle persone e le abbraccio forte forte, grazie di cuore, grazie. Rete Veneta è grande, grazie di tutto. Salutiamo Daniela, grazie, ciao Dani, Daniela. ciao. Grazie di tutto, gentilissima. Stefania. Ciao. E mi raccomando, sempre col sorriso così che ce la faremo, la solidarietà vincerà. Ciao! 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 Grazie, ciao! Eccoci qua, siamo arrivati a Venezia, alle Zitelle, da Maria Antonietta Costantini che ci sta aspettando. Ciao. Ciao. Che ho avuto una cista profonda e devo andare a mangiare succhi di frutta, bere, gelati. Perché piangi? Perché sono stanca. Sono stanca tanto. Ma io ti avevo promesso che sarei arrivata, che ti avrei dato una mano. Con quanti soldi vivi tu, Maria Antonietta? 440. E non ce la fai, Maria Antonietta? No. Perché non ce la fai? Ho pagato 3,50 del gas, è scaduto a maggio. E adesso sono rimasta con 20 euro. Prima mi aiutavano le assistenti sociali, quelli del comune o cosa, dopo basta. Andavo con una bolletta di 200 euro, 300 euro e mi dava 100 euro, 150 e il resto dovevo pagare io. Come facevo a mangiare? Secondo te ha colpito le fasce deboli questo governo? Sì, tanto, tanto. E stiamo morendo di fame tutti nel Veneto. Allora Maria Antonietta, questo è l'assegno che Rete Veneta ti aveva promesso, che i telespettatori hanno deciso di consegnarti. Grazie. Ecco, spero che ti serva per migliorare la tua situazione. Tanto, 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 ti ringrazio. Io ho chiamato anche l'assistente sociale, non risponde. Adesso la chiamiamo assieme. Se potete fare un passaggio per cortesia, perché proprio ha bisogno che qualcuno venga a farle visita, visto che è da sola, è stata operata, ripeto, ieri. Oggi ti faranno assolutamente visita, hanno detto, ti chiameranno al telefono. Grazie a tutti, Rete Veneta, signor direttore Bacciali, a tutti i componenti.